Mi permetto di premettere che questa è una conferenza pensata, gestita dagli stessi dottorandi e dottorande, quindi questa è la sua peculiarità e specialità. Ovviamente accompagnata dalle due università, quindi dall'Ateneo di Udine, che è sede amministrativa del dottorato, e dall'Ateneo di Trieste e dai relativi dipartimenti, come ascolteremo dai saluti dei direttori. E come da locandina passiamo ora agli indirizzi di saluto istituzionali. Era previsto il presidente della nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il dottor Massimiliano Fedriga, ma è impegnato su altri fronti, per cui abbiamo il piacere di avere in rappresentanza della regione la dottoressa Daniela Aiuri, che da sempre è molto vicina agli studi di ambito giuridico, quindi cedo subito a lei la parola per i saluti. Gentili signori, signore, buonasera. Professoresse, professori e studenti, mi onoro di portare i più sentiti saluti del Presidente della Regione e dell'amministrazione che rappresenta e i suoi personali a tutti voi e in particolare agli studenti del dottorato di ricerca e si scusa per non essere presente qui con voi in quanto impegnato in incontri istituzionali non derogabili. Consentitemi di esprimere come io sono l'avvocato della Regione, quindi sono legata al mondo giuridico, sono da 35 anni che sono in avvocatura regionale, quindi mi sento molto vicina a questo mondo, al mondo anche vostro del dottorato. Consentitemi quindi nel ristretto spazio di tempo che è tradizionalmente riservato agli indirizzi di saluto, fare alcune brevi considerazioni. Innanzitutto un sincero apprezzamento per questa iniziativa ed è arrivata all'8ª edizione e che è un frutto del confronto e della collaborazione tra gli Atenei di Trieste e di Udine. Con questo dottorato di ricerca e per i contenuti che esso propone, i nostri due Atenei dimostrano concretamente di non rappresentare un contesto chiuso di saperi, ma due realtà didattiche e scientifiche capaci di confrontarsi e costruire insieme le soluzioni ai problemi della società civile in un momento che appare, anzi è, sempre più complesso. Altrettanto essenziale è che il confronto e la collaborazione sia costante tensione ed evoluzione con le altre istituzioni pubbliche e con la società civile e non per niente il coinvolgimento e la presenza in questi 3 giorni di lavori di docenti esperti provenienti da altre importanti università italiane proprio rappresenta questa capacità di interloquire anche con tutto il mondo che è al di fuori della nostra regione. Mi sia consentito poi spendere ancora qualche parola sul dottorato di ricerca, che racchiude nel suo titolo le coordinate fondamentali del futuro che ci rispetta. E vado a declinarle. Nel titolo del dottorato di ricerca ci sono 3 concetti fondamentali: diritto, innovazione e spazio giuridico europeo. E parto dal diritto. È affermazione ormai ricorrente che le classificazioni tradizionali del diritto sono in questi ultimi anni in affanno di fronte ai nuovi scenari che si sono sprigionati dalla modernità della tecnologia, dal decadimento dell'etica, dalla secolarizzazione della società, dalla globalizzazione dell'economia, dalla caduta delle frontiere geografiche e quindi anche il bisogno di universalità e dall'emersione di una nuova concezione dell'uomo. In quest'epoca è sempre più avvertito il bisogno impellente di tutela dei diritti fondamentali e a un tempo si percepisce il ruolo degli stessi come formidabile mezzo di avvicinamento tra gli ordinamenti in un mondo sempre più deterritorializzato. Non esistono più i territori, almeno. Poi c'è l'innovazione, ci sono le nuove tecnologie e per non parlare dei nuovi orizzonti aperti dall'avvento dell'intelligenza artificiale. È un mondo che corre velocissimo,
con ricadute e implicazioni sui diritti sulla società, sulle persone, che andiamo scoprendo giorno dopo giorno e che qualche volta ci trova in estrema difficoltà. È un mondo che ha un impatto fortemente pervasivo in tutti i settori del diritto e di questo, leggendo le 9 sessioni organizzate in questi 3 giorni di lavoro, se ne sente tutto il peso. Quindi non c'è settore che sia immune dalla pervasività delle nuove tecnologie e anche di questo dobbiamo, purtroppo, per quanto mi riguarda, perché ho grande difficoltà ad affrontare l'intelligenza artificiale, ho grande difficoltà a non utilizzare più i libri, ma andare con le varie chat, quindi, però dobbiamo prenderne atto e ci dobbiamo anche adeguare. Da ultimo, e non per ultimo, anche per quello che significa spazio giuridico europeo. Ecco, ci troviamo oggi al cospetto di una nuova materia, al diritto costituzionale in un sistema multilivello, con ricadute sistematiche e casistiche che naturalmente riguardano tutti i settori del nostro ordinamento nazionale. Quindi è una nuova stagione che nasce e si sviluppa grazie al dialogo tra delle corti costituzionali, nel contesto di un processo di ibridazione che ravviva le identità nazionali nel grembo di un'antica matrice comune. È un percorso, è un processo in pieno divenire, che coniuga però il fascino della diversità, quello che sta avvenendo, con però la bellezza della tradizione, di cui dobbiamo tenerne conto. Quindi argomento del dottorato veramente affascinante per tutte queste sfaccettature. E quindi da ultimo rivolgo un ultimo pensiero a voi studenti di questo dottorato. In un mondo che cambia, in un mondo che è in evoluzione costante, che cambia radicalmente in fretta, sempre più incerto, sempre più complesso e qualche volta, lo vediamo in quest'ultimo periodo, anche instabile, sono richieste nuove conoscenze, nuove competenze, nuove tecniche anche di approccio, nuove tecniche anche metodologiche, nuove tecniche anche di strumentazione. E queste conoscenze e competenze però devono essere trasversali, devono essere anche personali, ma non solo, devono essere anche mentali. Bisogna fare tutto un lavoro anche di importanza, anche retrospettiva. E quindi mi rivolgo a voi perché, a mio modo di vedere, la prima vera difficile sfida che voi dovrete affrontare, e che però vale la pena di affrontare, e ve lo dice una che ha difficoltà ad avvicinarsi all'intelligenza artificiale, a queste nuove tecnologie, ma che si sta comunque approcciando con una visione un po' antica, ma va bene lo stesso, ci tento quantomeno. Ecco, quindi vale la pena di affrontare questa difficile sfida e sta proprio nella vostra capacità di trovare un metodo personale e soggettivo per alimentare con efficacia tutte queste nuove conoscenze, tutte queste nuove complessità, tutte queste nuove tecnologie e che stanno facendo capolino nella nostra società, che stanno facendo capolino nella nostra quotidianità, anche e soprattutto poi che dovrete affrontare nel mondo vostro lavorativo e anche nella vostra vita. Quindi vi auguro di trovare questo metodo perché credo che risulti a voi essenziali. Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro. Grazie alla dottoressa Iuri per questo saluto appassionato che ha già dato un contributo ai nostri lavori e le chiedo la cortesia di portare al nostro Presidente i ringraziamenti
per averci ospitato in questa sede prestigiosa e in questa graziosa sala dei lavori, e di ringraziarlo soprattutto per la promozione delle borse di dottorato, che appunto danno un contributo significativo per dare delle ulteriori opportunità ai nostri giovani. Quindi grazie da parte di entrambi gli atenei. A questo punto i saluti del rappresentante del Dipartimento, che include anche le scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Trieste, il professor Giampaolo Dolso. Grazie Marina. Veramente mi alzo, così dico due parole, sono talmente rapide che almeno mi alzo in piedi così vedo tutti. L'avvocato Iuri ha già detto tutto quello che dovevo dire, in effetti ha introdotto benissimo il tema. Io volevo solo dire due cose. I dottorati di ricerca da un po' di anni, chi ha qualche anno in più dei nostri ragazzi lo sa, erano dottorati che erano, diciamo, che già instradavano i ragazzi in una certa disciplina. Adesso i dottorati, per una serie di ragioni ordinamentali, come direbbe chi parla bene, sono quelli dottorati che sono aperti a molte discipline, e questo reca una serie di disfunzioni anche. Dico, questa iniziativa dei ragazzi, perché l'ha ricordato la coordinatrice, è un'iniziativa che nasce dai nostri dottorandi di ricerca, quindi questa è l'ottava, se non sbaglio, l'ottava edizione di questa iniziativa. Diciamo, hanno trovato un po' l'antidoto per rispondere a questa criticità dei dottorati, nel senso che riguardano più materie. Ecco, è uno degli antidoti di trovare dei temi trasversali che alla fine possano interessare a tutti, e questo, diciamo, è la scelta felice anche che è stata fatta quest'anno, era stata fatta anche l'anno scorso. Quest'anno scegliere i diritti direi che è qualcosa di particolarmente interessante, perché possono essere riguardati veramente in una serie infinita di dimensioni. Un altro elemento, forse non era stato toccato, forse sì, è che da qualche anno, non credo ab origine Marina, però i ragazzi hanno poi diffuso questa cosa anche dal punto di vista, diciamo così, territoriale, quindi a questi panel partecipano anche dottorandi, giovani studiosi di altre università, e questo credo sia essenziale per uno scambio di opinioni, di visioni, direi che è un quid pluris che mi pare che nelle prime edizioni non ci fosse, quindi direi che mi compiaccio per la scelta del tema, perché in effetti è un piccolo laboratorio, quello dei diritti fondamentali, che tocca veramente, parte ovviamente dalla Costituzione, dalle carte sovranazionali, passa attraverso l'opera del legislatore, senza il quale l'attuazione dei diritti rimane molto difficile, passa attraverso l'opera delle corti, dei giudici, e il diritto giurisprudenziale di questi tempi, lo diciamo sempre ai ragazzi, è qualcosa di decisivo, quindi abbiamo poi interazione, compiti dei giudici comuni, che è il vero giudice dei diritti, delle corti costituzionali, e poi la dimensione sovranazionale con cui dobbiamo tutti fare i conti. Quindi tutte queste cose qui sono concentrate in questo tema, e poi tutto il vostro vasto programma dimostra che tutto questo l'avete realizzato molto bene. Quindi buon lavoro a tutti, ragazzi. Grazie. E ora la parola alla professoressa Silvia Bolognini, che è direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, e che ringrazio moltissimo perché, essendo la direttrice della sede amministrativa, si fa anche carico di tutte gli numerosi impegni correlati appunto alla gestione di un dottorato. Prego Silvia. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io mi limiterò a rivolgere diversi ringraziamenti. Il primo ringraziamento va ovviamente alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'ospitalità e anche per il supporto. L'altro ringraziamento va all'Ateneo di Trieste, in modo particolare anche al collega Dolso, per avere accettato diversi anni fa questa avventura della convenzione che ci ha portato poi a creare questo corso di dottorato interateneo. Speriamo che questo percorso continui. Grazie alla coordinatrice e al vice coordinatore che da poco si sono fatti carico di questo impegnativo percorso, ma il ringraziamento più grande non posso che rivolgerlo ai dottorandi e alle dottorande che hanno organizzato questo incontro. Mi piace ricordare
i loro nomi, ricordo ovviamente solo quelli del Comitato Scientifico e di Organizzazione perché ce li ho sotto mano, ma il ringraziamento è esteso a tutti coloro che hanno accettato di partecipare, ovviamente. Quindi il dottor Leonardo Carbone, la dottoressa Petra Maria Corbo, il dottor Leonardo Luca Pastore, il dottor Raffaele Prettato e ovviamente il dottor Cristian Tulissi, che ormai è diventato il volto del nostro dottorato, quindi non possiamo che lo conosciamo tutti. Mi aggancio un po' a quello che è stato detto prima di me. L'interdisciplinarità è vero che presenta delle criticità, ma per come la vedo io, probabilmente perché sono particolarmente ottimista, è un'opportunità, quella di scambiarvi le idee guardandole da diverse prospettive. Nel vostro programma c'è moltissima intelligenza artificiale, però devo dire che io ho apprezzato l'intelligenza naturale con la quale l'avete predisposto, perché ci sono diversi temi che tornano. Finalmente vi vedo sorridere, perché vi ho visto molto tesi, molto emozionati, ora finalmente sorridete un po'. Mi hanno colpito molto alcune espressioni che avete utilizzato, le nuove esigenze di tutela, le nuove esigenze normative, le nuove sfide, quindi queste novità che però voi guardate in un perfetto connubio fra tradizione e innovazione, e questo credo che sia molto bello. Soprattutto in un'epoca in cui voi giovani venite continuamente bistrattati, spesso criticati, invece questo è un programma secondo me molto maturo, i titoli delle vostre relazioni sono molto belli e come dire sollecitano molte riflessioni e credo che faranno altrettanto le vostre relazioni, quindi siamo tutti molto ansiosi di sentirvi. Concludo facendovi sorridere ancora perché si vede che siete giovani perché avete pensato a ben 3 giorni di ragionamenti che per noi che abbiamo una certa età sono decisamente tante, ma si vede che avete molta più energia di noi. Per cui grazie a tutti e buon lavoro. Grazie alla professoressa Bolognini. E allora, continuando sempre come da locandina, a questo punto ci sono le introduzioni, che saranno rapide, ma che vogliono darvi qualche coordinata di riferimento, specie a voi giovani. E nella divisione dei compiti tra il mio ruolo e quello del vice, il professor Angelo Venchiarutti, che con l'occasione ringrazio moltissimo perché è fondamentale per la gestione di questo dottorato, ci siamo divisi in questo modo. Io farò qualche piccola riflessione sul dottorato e lui sui contenuti di questa conferenza. Allora, sul dottorato, come parlarvi senza tarparvi le ali, nel senso che voglio darvi un piccolo spaccato della realtà, ma sono consapevole che la questione è incerta, è difficile e quindi per indorarvi la pillola vi ricordo come premessa perché ho accettato, dato la disponibilità a ricoprire questo incarico di coordinatrice del dottorato di ricerca. Perché l'ho fatto? Ma perché l'ho inteso come un impegno di restituzione in particolare a voi giovani e alle istituzioni per le opportunità che ho avuto io, che ho avuto e ricevute dal dottorato, perché è stato il primo tassello del mio percorso universitario. E nel ricordarvi questo ho fatto un po' di mente locale per ricordarmi com'era allora, perché io ho partecipato, ho gareggiato in uno dei primi cicli del dottorato di ricerca, che era, giustamente diceva Dolso prima, era molto diverso, era monotematico. Io ho partecipato a un dottorato di solo diritto del lavoro, una delle 3 sedi in Italia era Bologna, sono andata lì a fare il concorso. Era però un modello tradizionale in cui oggi diremo un modello molto sregolato, nel senso che c'erano pochissime regole e tutto si basava sul rapporto per lo più informale con il proprio, allora si diceva tutor, oggi è supervisore di riferimento. Quindi stava un po' la buona volontà di tutor e di dottorando nel costruire questo percorso di ricerca. Ma quello che vi volevo sottolineare è che all'epoca la normativa di riferimento, il DPR 382 del 1980, che cosa prevedeva? Prevedeva solo e soltanto le cose che non si potevano fare col dottorato. Quindi era una legge che istituiva il dottorato e si preoccupava di precisare a ogni piè sospinto i divieti. Non si può avere delle aspettative di percorso universitario, quindi guai a chi si illude, guai a pensare che questo possa essere il primo gradino di accesso all'università. Quindi uno a un certo punto si chiedeva: ma perché lo stai facendo?
perché ero giovane e quindi avevo un futuro davanti e quindi pensavo che fosse importante comunque mettere nel proprio percorso anche questo e poi si vedrà. Ecco, vi ho raccontato questo per dirvi: non fatevi intimorire da quello che vi dirò ora, non preoccupatevi per la mancanza di prospettive, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi so che cosa state provando. Voi vi state cimentando con un dottorato che io definirei moderno, evoluto rispetto a quello sregolato, che è più simile a un terzo corso universitario. E qui però, in questo cambiamento, devo subito lanciare un fortissimo grido di dolore, perché questo cambiamento nel portare regole ha portato anche tantissima burocrazia, non immaginavo quanta. L'ha portata, diciamocelo anche, perché stiamo anche usufruendo delle borse col finanziamento europeo, le borse PNRR, e quindi borse che devono rientrare in un certo tipo di rendicontazione contabile amministrativa. E lo sappiamo benissimo che una volta che si instaurano certi meccanismi, certe prassi burocratiche, quelle rimarranno per sempre, quindi abituiamoci a convivere con questa burocrazia. Non solo, ma su questo si è anche inserito non solo il fatto, appunto, già si è accennato, di un dottorato interdisciplinare che sì, può dare un di più, ma crea anche più complicazioni. Non solo, ma questo dottorato deve essere accreditato dall'ANVUR. A che cosa è servita questa operazione di accreditamento dall'ANVUR? Diciamocelo, è stata fatta dal 2021 in poi, diciamocelo col senno di poi, è stata un'operazione, così come la definisce anche lo stesso ANVUR, di razionalizzazione, cioè di dimezzamento del numero di dottorati di ricerca che nel frattempo erano esplosi in Italia. Quindi, ad esempio, noi ci siamo trovati appunto a dover collaborare tra due atenei per tenere in piedi un dottorato serio. Collaborazione, dicevo, ridimensionamento, però questo ha anche provocato un effetto positivo, perché diminuiva il numero di dottorati, però nel contempo aumentava il numero delle borse, non solo complice ultimamente appunto la pandemia e i fondi europei di cui vi dicevo. Voi avete partecipato a dei cicli di dottorato felici, fortunati, perché c'erano tanti finanziamenti, cosa che non avremo da qui in poi. Diciamo, io credo che il 41esimo ciclo, quello che abbiamo appena varato, sarà l'ultimo di una serie felice, perché abbiamo ben 9 borse, 3 dall'Università di Udine, 3 dall'Università di Trieste, 3 dalla Regione, più abbiamo messo un posto senza borsa, quindi 10 posti di dottorato, grasso che cola per le nostre abitudini. Ma non c'è dubbio che i tempi futuri saranno più bui, perché se guardiamo il cantiere dei lavori non ci sono tante speranze per i giovani studiosi. Cosa penso in particolare? Penso a quel disegno di legge, a quella riforma che ha già modificato gli strumenti che voi potreste utilizzare per continuare a fare ricerca, cioè prima erano gli assegni di ricerca e ora sono stati sostituiti con il contratto di ricerca. Non c'è dubbio. Se vi leggete un bel articolo di Elena Cattaneo sul Foglio del 12 maggio, Scongiurare una Caporetto della ricerca, dati alla mano, dati dell'ANVUR, vi racconta come questa banale operazione, nel nome di evitare il precariato dei giovani, dunque con questo fine buono, che cosa fa in pratica? In pratica dimezza le possibilità per i dottori di ricerca di accedere al contratto di ricerca, perché il contratto di ricerca chiede dei finanziamenti molto più sostanziosi. Noi a risorse vigenti, quelle che abbiamo adesso dati alla mano, dovremo dimezzare le possibilità e probabilmente non avremo neanche quelle risorse che abbiamo adesso. Quindi non c'è dubbio, la via è più stretta, è in salita per voi giovani. Non solo, ma poi stiamo per assistere all'ennesima modifica delle regole del reclutamento universitario, che includono anche il reclutamento dei futuri ricercatori, e anche lì intravedo delle strette.
Insomma, non c'è dubbio, il cantiere dei lavori aperto in questo momento, tenendo conto anche al taglio delle risorse che si stanno facendo all'università, tenendo conto della fine dei fondi europei, creano una situazione di maggiori difficoltà. Però il messaggio forte e chiaro che voglio che portate a casa è: non perdete la speranza, nel senso che comunque nel pubblico impiego ci sono ancora delle code di concorsi, comunque avete messo nel vostro curriculum qualcosa di importante e di prezioso, e comunque siete la testimonianza che l'intelligenza naturale è la risorsa più preziosa, e credo che quindi il nostro Paese, se vuole uno sviluppo sostenibile, dovrà scommettere su di voi. Buona fortuna. Grazie. E allora la parola al vice coordinatore del corso del dottorato, il professor Angelo Venchiarutti dell'Università di Trieste. Ecco, d'accordo, grazie. Allora, arrivo l'ultimo e non voglio far perdere ulteriore tempo poi ai relatori e al programma che, come già è stato presentato, è molto ricco, appunto 3 giornate e 9 o 10 addirittura sessioni. Davvero ci vuole la capacità di un maratoneta, e come diceva qualcuno prima di me, appunto, si vede che siete giovani e che l'impegno non vi spaventa. Ecco, anche per quanto riguarda il tema dei temi che vengono affrontati, molto si è detto già dai relatori che mi hanno preceduto, e quindi non vorrei ripetere delle cose che sono già state sottolineate: la trasversalità, l'interdisciplinarità del dottorato, l'apertura verso lo spazio europeo. Ecco, volevo solo forse spendere qualche parola su questo punto, magari per dare un cenno, non perché quando ha detto la professoressa Brollo, che sono io a ringraziare per aver pensato a me come vice coordinatore, ma per cercare, diciamo, di dare una veste un po' più ottimistica di quella che forse poteva uscire da alcuni dati che effettivamente sono preoccupanti. E tornando proprio alle tematiche che vengono affrontate, stamattina, finendo il mio corso di diritto privato europeo, che tra l'altro è destinato a studenti non di giurisprudenza ma di economia, mi si sono avvicinati alcuni studenti e mi hanno posto alcune domande sulle tematiche che ho affrontato. Ad esempio, un po' sorprendendomi anche, perché mi chiedevano: ma secondo lei il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è opportuno che sia così incisivo? Poi si preoccupavano anche della struttura dell'Unione Europea, della mancanza, come sanno bene gli esperti del settore, delle critiche che talvolta vengono fatte, della mancanza di rappresentanza democratica, no? certi aspetti di carattere problematico, e quindi ne abbiamo discusso un po' di queste tematiche. Il corso che io faccio è dedicato maggiormente alla tutela del consumatore, alla protezione del consumatore, e anche lì appunto sono emerse queste problematicità sulle nuove normative in materia di intelligenza artificiale, sul mercato digitale e via avanti. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Che effettivamente i temi che vengono affrontati, con le prospettive che vengono affrontate all'interno delle diverse sessioni, non starò a enumerarle tutte perché ci metterei troppo tempo, e enumerarle sono alcune, farei torto a quelle che non cito, ma veramente la vastità dei temi, la tutela dei diritti, l'ambito del diritto del lavoro, della responsabilità civile e via avanti, del diritto della navigazione, del diritto romano, del diritto alimentare. Ecco,
e la prospettiva nella quale vengono affrontati, giustamente diceva l'avvocato Iuri all'inizio, la prospettiva europea e la prospettiva dell'innovazione confermano, se ce ne fosse bisogno, diciamo, da un lato il fatto di aver intitolato questo dottorato appunto con l'espressione che è stata scelta, e dall'altro le scelte che appunto grazie al lavoro dei dottorandi che si sono impegnati in prima persona, quelli del comitato promotore, ma anche degli altri che poi hanno accettato di venire da tante università anche da lontano rispetto alla nostra sede, confermano che appunto l'iniziativa, che come è stato ricordato giunge alla sua 8ª edizione, è un'iniziativa che dimostra, diciamo, da un lato la vivacità di questo dottorato e dall'altro la capacità di individuare delle tematiche di attualità e certamente molto, molto sfidanti. Quindi chiudo augurando buon lavoro a tutti quanti poi parteciperanno concretamente al dottorato e mi fermo qui. Grazie. Grazie. A questo punto procediamo con il giro di tavolo perché inizia la prima sessione dedicata ai diritti fondamentali e è una sessione moderata dal professor Dimitri Girotto dell'Università di Udine, a cui cedo la parola e il tavolo a tutti quanti i relatori. Allora, buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti. È bello trovarci in questa sede, in questa bella sala, per questo evento che ormai sta diventando, come è stato detto prima, un classico. Siamo all'8ª edizione e io vorrei innanzitutto ringraziare i dottorandi per avermi dato l'onore, insomma, di presiedere questa sessione, di moderare, non presiedere questa sessione introduttiva. Non sono abituato a dare le cose per scontate, quindi mi fa particolarmente piacere. Anche perché, come è stato ricordato prima dalla professoressa Brollo, sì, lei è reduce del dottorato, lo sono anch'io, ma non vi dico il numero del ciclo che mi ha interessato. Adesso siamo al 41esimo, hai detto? Ecco, vabbè, insomma, dovremmo andare un pochino indietro. Allora, oggi pomeriggio abbiamo una densa sessione, come si usa dire, perché abbiamo anche recuperato tra i relatori la dottoressa Borgese, che inizialmente non aveva garantito la propria disponibilità e che, se non erro, interverrà a distanza. Io qui la vedo a video e la saluto. Allora, seguirei le istruzioni che mi sono state impartite e l'ordine degli interventi. E quindi darei avvio a questa sessione con l'intervento della dottoressa Alessandra Camaiani dell'Università della Campania Vanvitelli. Io ho letto gli abstract, sono tutti interessanti, e la dottoressa ci parlerà della tendenziale configurabilità della categoria giuridica dei beni comuni. Argomento di interesse, tra l'altro, negli ultimi tempi. C'è la professoressa Cozzi del nostro Dipartimento che ha scritto un bel testo sulle proprietà pubbliche, e anche questo argomento si colloca sul crinale, diciamo, tra novità e tradizione, e quindi utilizzo dei criteri tradizionali per affrontare il nuovo, quel crinale particolare che è stato ricordato prima anche nell'intervento di Daniela Iuri, che ringrazio. E quindi credo che con particolare interesse oggi possiamo sentire i nostri relatori. Non a caso il titolo del pomeriggio è Diritti fondamentali fra categorie tradizionali e nuove esigenze di tutela. E questo mi sembra un filo comune che già di per sé suscita interesse. Non tolgo ulteriore spazio, lascio la parola alla nostra prima relatrice, una quindicina di minuti. Prego. Buonasera a tutti, grazie. Intanto sono contenta di essere qui e cercherò di spiegare quello che è il mio argomento di studio. Ho fatto una scaletta, per la prima volta procedo senza lettura, spero di non dimenticare niente. Parto dal titolo, dalla timidezza, diciamo, del titolo che ho assegnato insieme al mio professore diritto amministrativo, la mia cattedra presso la Vanvitelli, Guido Clemente di San Luca, perché si parla di tendenziale configurabilità. Perché questo tendenziale? Perché, diciamo,
notoriamente il tema dei beni comuni si è prestato a letture socio-politologiche, diciamo così, più che a vere e proprie considerazioni giuridiche nel corso degli anni. Considerazioni giuridiche che tuttavia ci sono state, come si è appena detto, e sono ancora in divenire, ma relative specialmente alla fase della gestione dei beni comuni. Spesso il tema intercetta l'amministrazione condivisa, i patti di collaborazione, mentre diciamo, nell'immaginare questo studio ho notato che almeno nella mia opinione, poi sono pronta a ricredermi se altri vorrà interloquire con me, che poco si è trattato della diciamo, ammissibilità della categoria nel piano giuridico e in particolare dell'utilità giuridica della categoria. Perché dico questo? Perché mentre della ammissibilità ormai mi pare di poter dire non ci sia più da dubitare, in quanto nonostante difetti nel nostro ordinamento una norma nazionale di regolazione dei beni comuni, ce ne sono di regionali e comunque ci sono altri atti aventi valore normativo che se ne occupano, dai regolamenti urbanistici, addirittura poi ci sono i cosiddetti appunto patti di collaborazione che invece vengono stipulati tra amministrazione e privati. Io faccio diritto amministrativo, quindi c'è anche questo aspetto qui che va considerato e che quindi danno garantiscono, confermano l'esistenza della categoria. Sulla utilità invece la critica tradizionale vuole che i beni comuni sarebbero una categoria inutile in quanto, trattandosi di un mero problema di disciplina, i beni pubblici sarebbero già sufficienti a garantire le tutele per quei diritti fondamentali che spesso si collegano a determinati beni, a determinate risorse. Allora, io proprio partendo da qui ho analizzato, diciamo, la struttura più che la disciplina dei beni pubblici, ho individuato delle fallacie nella protezione, come dicevo, dei diritti fondamentali. Perché? Perché se i beni comuni tradizionalmente vengono definiti come dei beni volti al soddisfo di diritti fondamentali e quindi alla realizzazione della personalità, e quindi in ragione di questo collegamento tra bene e diritto ritengo di poter dire che la categoria dei beni pubblici non è più idonea a proteggere questi diritti. Perché? Perché nel frattempo tra la categorizzazione dei beni pubblici avvenuta con il codice civile, quindi nel 42, l'oggi è intervenuta la Costituzione, quindi c'è una crasi proprio giuridica, oltre che temporale, entro la quale sta questa sovrapposizione di concetti tra il bene come cosa, il bene nella sua materialità, quello di cui si occupa il Codice Civile, perché ha una derivazione dirò commerciale, appunto essendo sostanzialmente una regolazione di diritto privato, del diritto dei privati, quindi pressoché prevalentemente occupandosi di trattare le obbligazioni, tolta la famiglia, tolto quello che riguarda il rapporto tra il privato e diciamo così lo Stato e l'ordinamento. Però ecco, i beni sono infatti all'interno del libro sulla proprietà, mentre invece la Costituzione assegna all'ordinamento intero, quindi con una portata anche, se vogliamo, trasversale, appunto più ampia rispetto alla visione settoriale del diritto privato, un approccio personalista, un approccio che mette al centro la persona rispetto alle cose. Infatti fa notare un ordinario di diritto costituzionale, che è il professor Bin, di recente intervenuto in un convegno a Messina, la Costituzione non si occupa direttamente di beni come cose e tuttavia si occupa dei beni come interessi. Ecco la sovrapposizione, i beni nella loro realità, la causalità, dicevano i bravi, e i beni come interessi. E allora questa concezione che cosa fa? Rende non più armonica la struttura dei beni pubblici. E, dunque,
È evidente che allora mi si potrebbe ora contestare che la soluzione non perviene se non attraverso una prospettazione di politica del diritto, cioè un intervento volto a introdurre una nuova categoria. In realtà, se si analizza bene il dettato costituzionale, si individua già nel tessuto costituzionale un minimo comune denominatore, insomma un filo, un tracciato per l'individuazione di una categoria costituzionale appunto di beni, che quindi ci consente di dire che non si fa politica del diritto dicendo che occorrerebbe un adeguamento costituzionale delle categorie dei beni, ma anzi spero di poter dire scienza giuridica, nella misura in cui io posso permettermi di dire scienza giuridica. Ma quindi voglio provare a fare un esempio concreto per cercare di spiegare meglio dove si vede questo bisogno di tutela. Allora, se si pensa a una tutela differita nel tempo, a una tutela rinviata, che è la tutela che si può avere oggi di fronte a certi diritti fondamentali. Per esempio, se io ho il diritto di accedere a un bene che mi garantisce la soddisfazione di un diritto primario, l'acqua, l'aria intesa come aria salubre, se quel bene è un bene solo pubblico, ma astrattamente classificabile come diritto, come bene comune, ma lo possiamo chiamare anche in altro modo, se c'è una sorta di resistenza verso la categoria, possiamo definirlo un bene essenziale, un bene direttamente atto alla soddisfazione dei diritti fondamentali. Ecco, questo bene, secondo le categorie tradizionali, potrebbe essere un bene scivolato, dirò così, dal demanio al patrimonio disponibile, che vuol dire che ci sono istituti nell'ordinamento come il federalismo demaniale, la sdemanializzazione, che consentono di privatizzare sostanzialmente il bene, oppure il bene potrebbe essere concesso con una concessione ad uso esclusivo tramite l'istituto appunto della concessione, che individua una forma, io nella tesi mi spingo, provo a dire larvata di privatizzazione, perché in realtà formalmente non è una privatizzazione, ma sostanzialmente lo diviene. Apro una parentesi, si pensi all'accesso al mare, di cui tanto io vengo dalla Campania, come afferenza universitaria, sono toscana, però e lì il mare chiude alle 18, cioè il concessionario della spiaggia, Don Vito, Don Anna, lui alle 18 chiude lo stabilimento, sicché se qualcuno ambisse alla soddisfazione del proprio diritto di accedere al mare per, non lo so, soddisfare il diritto a una vita dignitosa, a una vita qualitativa, ecco, non lo può fare perché lui chiude, e chiudere vuol dire che mette il lucchetto. Ora, è vero, ecco la tutela differita, è vero che certamente si può tutelare questo diritto perché è chiaramente una proprietà o comunque un diritto, quello del concessionario, conformato, si dice, cioè che deve tenere in considerazione, visto che c'è la disciplina dei beni pubblici, deve tenere in considerazione i diritti degli altri sulla cosa, ma come si rende evidente, intanto il sacrificio del diritto fondamentale è avvenuto, salvo poi accollarsi i costi della tutela processuale, e nell'amministrativo soprattutto non è semplice, e comunque attendere nel frattempo un sacrificio. Quindi la domanda è: qual è la soluzione a fronte di un sacrificio irreparabile del diritto fondamentale, cui pure si può pervenire? E allora io, tornando alla lettura che faccio della Costituzione, ho provato, diciamo così, a reagire a questa ineffettività della tutela, perché questo è la conseguenza, una tutela che sì esiste astrattamente ma che poi è ineffettiva, e proprio per il diritto dell'Unione una tutela ineffettiva è una non tutela a tutti gli effetti.
Quindi, leggendo la Costituzione, dicevo, vedo degli indici, degli addentellati normativi, dei referenti costituzionali che mi individuano una nuova categoria. Anzitutto il nuovo articolo 9, si è tanto discusso della utilità o meno della riforma costituzionale sul paesaggio, sull'ambiente, ma in particolare sull'esplicitazione del concetto di intergenerazionalità. Questo è un concetto che rende inadeguate le categorie tradizionali, se non altro perché? Perché quando una risorsa è scarsa o esauribile, una risorsa rivale, laddove venga gestita all'interno di sistemi qual è appunto il sistema di mercato, è evidente che il privato coltiva l'interesse singolare, legittimamente coltiva l'interesse singolare, e quindi come dire, il pericolo potenziale, anche solo potenziale, guardate, perché qui siamo di fronte a diritti fondamentali, quindi non si può accettare nemmeno il rischio del sacrificio, se specialmente, appunto, come dicevo, irreversibile del diritto fondamentale. Quindi, dicevo, il rischio c'è ed è concreto. Pensate all'acqua, il bene rivale, l'acqua potabile, il bene rivale per eccellenza. Già si sta parlando in qualche sede di quelle importanti internazionali, si sta cominciando a spingersi oltre, perché mentre in America è già quotata in borsa, si sta cominciando a dire che tutto sommato non è un diritto fondamentale l'accesso all'acqua potabile, ma che come servizio, ecco un altro macro tema sul quale non entro per ragioni di tempo, chiaramente ci deve essere un ruolo di governo nella somministrazione, che chiaramente in un regime di mercato può, come si è visto, non essere diciamo dell'istituzione. Quindi l'intergenerazionalità, imponendo non solo ai cittadini ma allo Stato una considerazione appunto di tutela dei diritti nel tempo, sicuramente ci dimostra che i beni pubblici non sono adeguati a questa tutela. Ma poi diciamo sempre dalla recente riforma costituzionale c'è il nuovo 41,2, no? Che si occupa di sancire che l'iniziativa economica non si può svolgere in contrasto con l'ambiente, la salute, e addirittura si spinge oltre il costituente, o meglio il legislatore attuale, però insomma contro la dignità umana. E il 41,2 si accompagna al tradizionale 42 nel primo comma e 41, ma anche al mai attuato 43, che consentirebbe di riservare o trasferire le imprese alla mano pubblica se si tratta di imprese deputate allo svolgimento di pubblici servizi. Quindi che cosa voglio dire? Che da questi referenti costituzionali qui si ricava l'accesso generalizzato, il diritto fondamentale a un accesso generalizzato, che vuole dire un accesso immediato ai beni che soddisfano determinati diritti fondamentali. Vado a volo d'uccello: il 3,2 l'uguaglianza sostanziale, il 2 della Costituzione per la realizzazione della personalità, che quindi sono due referenti che ci fanno capire come il diritto alla vita non sia solo il diritto alla mera vita, ma sia il diritto a una vita dignitosa. È di ieri, se non sbaglio, la sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato questo principio. L'aria, il diritto all'aria, l'aria salubre, ma si potrebbe dire anche, andando contro le tradizionali categorie, le tradizionali teorizzazioni dei beni comuni, anche l'energia, perché per esempio la nota Commissione Rodotà non concepiva l'energia come bene comune, invece forse, appunto, osservando l'evoluzione tecnologica e dei tempi, non solo l'energia, ma mi verrebbe da dire forse anche i dati potrebbero essere considerati ad oggi, in una società in cui la persona diventa i propri dati, sostanzialmente dei beni comuni da tutelare in questo senso. E infine il 118, perché appunto il 118 della Costituzione, in particolare il comma 4, conferma
Che cosa? Conferma che lo Stato, oltre ad essere Stato apparato, è Stato comunità, e quindi ritorna quel principio personalista che si diceva prima, che rafforza il diritto che emerge dai territori. Poi qui, che siamo in un territorio appunto peculiare, diciamo, per la sua storia, per le sue tradizioni, dove forse si sente maggiormente che in altre territorialità l'identità territoriale, e quindi quello che è il bisogno che la collettività percepisce vivendo il territorio, che fa? Che individua appunto dei beni come essenziali per la soddisfazione di certi diritti fondamentali, e quindi li usa in un senso appunto generativo, collettivo, eccetera. Pertanto, voglio dire, il legislatore, di fronte a questa emersione delle categorie giuridiche, dovrebbe forse prendere atto dell'esistenza delle stesse, un'esistenza che, come ho appena detto, non è soltanto imposta tramite la lex posita, dicevano i bravi, ma è appunto un diritto che emerge nella consuetudine, nei costumi, nei mores dei latini. Quindi che cosa si ottiene, e concludo, che cosa si ottiene, che cosa si otterrebbe attraverso questa inferenza della categoria dei beni che ho cercato di tratteggiare a grandi linee dalla Costituzione? Diciamo una maggiore tutela di questi diritti fondamentali, che perverrebbe da 3 diverse direttrici. Intanto l'anticipazione delle forme di tutela a forme di prevenzione con funzione di effettività rispetto alla lesione, al sacrificio, la sola messa in pericolo del diritto, e la salvezza quindi, e quindi la protezione da legislazioni poco compatibili con la Costituzione, perché bisogna ricordare che questo argomento va in uno ad altri 2 argomenti, cioè l'assenza nel nostro ordinamento di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, che quindi obbliga a passare per una violazione e un iter in cui forse incidentalmente un giudice se la senta, diciamo così, di investire la Corte Costituzionale della questione, e poi il fatto che il nostro ordinamento non riconosce la responsabilità del legislatore per legge incostituzionale. Ecco, quindi voglio dire, radicare nella Costituzione la categoria anziché trattarne soltanto la disciplina consente di evitare questo, anche perché, facendo un esempio brevissimo per chiudere, se si pensa al diritto alla vita, è per noi ormai tutti inimmaginabile pensare che un legislatore d'occasione di turno possa arrivare e dire omicidio libero per tutti. Perché? Perché c'è la Costituzione che graniticamente scolpisce il diritto alla vita come diritto inviolabile. Quindi ecco in che cosa sta il bisogno di fondare nella Carta, anziché nel codice, con tutto il rispetto per il codice civile, anziché fondare nel codice civile appunto la categoria dei beni. E basta, non ho altro da dire se non un dubbio sul quale mi sono ora, e lo consegnerei con il favore del relatore alla sua attenzione di costituzionalista, di pubblicista, che è questa, cioè mi domando se a questo punto, dato che come dicevo all'inizio la categoria dei beni comuni è normata a livello regionale e ad altri livelli, e che quindi semmai se rimane un problema, a parte l'opportunità di una razionalizzazione a livello normativo primario, nazionale, è quello di un contenimento della categoria, perché è evidente che dire che il bene comune è un bene che si rivolge a soddisfare diritti fondamentali estende in modo potenzialmente infinito la categoria dei beni comuni, però forse adottando quei criteri che la Corte Costituzionale ormai ha insegnato ad usare, la ragionevolezza, anche la proporzionalità, nemmeno credo che ci si arrivi, perché basterebbe dire direttamente rivolti forse, no? Alla soddisfazione dei diritti fondamentali. Ecco la domanda, se non si tratti di una legge che diviene perfino a contenuto costituzionalmente necessario, cioè una legge che diciamo, che chiama il legislatore ad un'adozione doverosa per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Grazie per l'attenzione. Allora, ringraziamo
la dottoressa Camaiani per questo interessante intervento di esordio che io ho apprezzato, anzitutto per l'accenno all'inizio sulla legislazione regionale, che dimostra che insomma in alcuni ambiti dell'ordinamento a volte il legislatore regionale, con i ristretti spazi di cui dispone e con gli scarsi mezzi, diciamo, legislativi di cui parimenti dispone, cerca di anticipare anche il legislatore statale o comunque di porre un rimedio parziale, qualche volta la Corte Costituzionale lo asseconda, qualche altra volta forse più spesso no. Ecco, riguardo all'intervento della dottoressa mi verrebbe da osservare questo. Ha citato Roberto Bin, che una volta provocatoriamente disse che spesso i cultori delle altre discipline trattano il diritto costituzionale in modo più serio che non gli stessi costituzionalisti. E dalla lettura dell'abstract e anche dall'esposizione che è stata fatta, insomma, mi è venuto in mente questo riferimento, perché in effetti qui si affida al diritto costituzionale, alla Costituzione interpretata naturalmente in un certo modo, un compito che è davvero imponente, con, diciamo, anche un auspicio di riforma verso l'accesso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale, verso ipotesi di responsabilità del legislatore per omissione legislativa. E però credo che alla fine dell'intervento la dottoressa abbia un po' perimetrato diversamente e a mio avviso più correttamente il tema, cioè tutto questo presuppone una definizione più chiara del concetto di beni comuni, perché l'equazione iniziale, bene comune in quanto funzionalizzato alla tutela dei diritti fondamentali, può essere un po' rigida, insomma. Questo è un intervento, è una precondizione, quella della perimetrazione del concetto di bene comune, che a me sembrerebbe necessaria, perché sennò poi diventa un po' difficile chiamare a sostegno di interventi promozionali o di riforma le norme costituzionali che comunque lei ha correttamente citato. Bene, ringrazio la dottoressa anche per aver, diciamo, rispettato pienamente i tempi assegnati. Adesso dovremmo avere ancora con noi la dottoressa Borgese dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, a cui cedo la parola per un intervento che ha il titolo L'incessante tensione fra innovazione e tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo. Prego. Buon pomeriggio, mi sentite correttamente, vero? Sì. Perfetto, grazie ancora. Buon pomeriggio, grazie ancora per questa opportunità, soprattutto per questo collegamento da remoto. Quindi inizio subito ad entrare nel tema del mio intervento, che si focalizza sul difficile rapporto tra l'incessante necessità dell'innovazione tecnologica nell'ambito europeo e la tutela dei diritti fondamentali. Il primo elemento fondamentale è quello di andare a inquadrare il contesto giuridico di riferimento per comprendere quale sia effettivamente la direzione verso cui l'Europa ci sta spingendo e quali siano i costi, soprattutto in termini di tutela dei diritti, che eventualmente si dovranno sostenere, e la relativa idoneità in termini di efficacia sulla tutela di questi diritti medesimi. Il primo contesto di riferimento, quindi la prima considerazione di riferimento, deve per forza partire dall'inquadramento generale, cioè dal contesto attuale di tipo normativo. L'Europa si sta collocando su un piano di sovranità, sta cercando di svincolarsi da quella che è la dipendenza tecnologica, informatica ed energetica rispetto agli altri paesi, per poter affermare la propria supremazia e per poter rendere più efficace le proprie politiche interne a partire da quelle relative al commercio, sostanzialmente. Quindi abbassando quelle che sono le diversità che contraddistinguono i vari Stati membri e utilizzando per questo motivo quale strumento direttivo quello del regolamento, per poter creare una serie di regolamentazioni comuni basate da un lato appunto sulla condivisione degli obiettivi che poi vengono imposti alla base di queste normative e dall'altro quello di imporre una serie di regole che affermi il riconoscimento dei valori che fanno parte della tradizione europea, così come consacrati all'interno dei regolamenti, dei trattati e della giurisprudenza dello Stato. Quindi il panorama di riferimento parte, mi occupo principalmente di
protezione dei dati, per cui parte essenzialmente dal regolamento sulla protezione dei dati personali, il GDPR, in vigore da diversi anni, viene però sottoposto a frequenti stress test per valutare l'efficacia, visto dopo il contesto di rapida evoluzione che spesso si trova nelle sue attribuzioni. Quindi il regolamento sulla protezione dei dati personali e anche quello sulla circolazione dei dati non personali, che hanno un valore fondamentale soprattutto alla luce di quello che dirò fra poco con riguardo al valore del dato. Un altro elemento sostanziale è quello del Digital Package, quindi i regolamenti DSA, il Digital Service Act e il Digital Markets Act, che sono regolamenti che hanno una natura fondamentale che riguarda il controllo sulla rete. Una rete che è fuori arbitrio, soprattutto perché è in mano a società private, e che quindi grazie a questi regolamenti impongono sostanzialmente la creazione di un ambiente online sicuro, basato su regole certe, su principi etici fondamentali, mira appunto a creare, attraverso anche l'istituzione e il riconoscimento di diverse autorità di controllo, di diversi strumenti di tutela, mira a creare, a imporre una regolamentazione, una gestione dei servizi digitali che sia maggiormente regolamentata. E da ultimo, ma non per ultimo, ovviamente il regolamento l'AI Act, quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale. Un regolamento che va ad innescare ulteriori obblighi nei confronti degli utilizzatori, quindi degli employer dell'intelligenza artificiale, un regolamento di portata più commerciale che diciamo sostanziale con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, che è sicuramente destinato ad arrivare un po' tardi rispetto a quando effettivamente diverrà applicabile, cioè l'anno prossimo, perché i contesti di riferimento sono estremamente dinamici e quindi sicuramente molto più evoluti rispetto a quello che poi è la normativa stessa che va a prevedere. Mi ricollego a quello che ho accennato poco fa, che questo è il contesto ovviamente parzialmente esaminato, parliamo di un contesto molto più ampio in generale, un elemento essenziale è legato a quello dei dati. Il dato inteso ovviamente come elemento fondamentale, quindi che rientra pienamente nelle normative che ho esaminato poco fa, ma che deve essere considerato nella sua natura sostanziale di carburante per l'economia digitale. Il dato ha un valore molto forte dal punto di vista economico e è alla base di modelli di business importanti, per cui diventa un elemento su cui necessariamente il legislatore è dovuto intervenire, anche in questo caso con delle regolamentazioni specifiche che da un lato mirano a promuovere la produzione di dati, come nel caso di Data Act, e dall'altro a gestirli con il Data Governance Act. Quindi qui vado a inserire ulteriori elementi normativi con nuove strutture, nuovi elementi di tutela, nuove definizioni, nuove autorità di controllo. Parlerò alla fine delle mie considerazioni su queste strutture che il legislatore del Comitato man mano va costruendo. Ad ogni modo, l'elemento fondamentale, la caratteristica fondamentale di questi dati è che sono i veri e propri carburanti di quelli che sono gli algoritmi anche, quindi dei sistemi di intelligenza artificiale. Ed ecco che arriviamo ad un elemento fondamentale che è quello dei vantaggi dell'innovazione tecnologica per la società civile. Grazie a tutta l'innovazione tecnologica, con i meccanismi di interoperabilità, ma anche quelli stessi di intelligenza artificiale, il valore informativo, predittivo, organizzativo che viene apportato al contesto della società civile, quindi ai vari stakeholder, è di estremo pregio. Pensiamo ad un maggiore accesso all'informazione e conoscenza, abbattimento delle barriere geografiche, miglioramento dei servizi pubblici, quindi anche un maggiore coinvolgimento democratico degli stakeholder. Per non parlare poi dei vantaggi per il mondo imprenditoriale. Ovviamente mi sto limitando semplicemente a menzionare gli importanti, ma parliamo di un panorama ancora più ampio. Per le imprese ovviamente parliamo di un'organizzazione, di un'ottimizzazione in termini organizzativi e una riduzione
offrire nuovi servizi e prodotti anche in maniera più mirata grazie appunto alle funzioni analitiche e la maggiore capacità di espandersi verso mercati e clienti che fino a ieri erano difficilmente raggiungibili o quasi impossibili da raggiungere. Quindi i vantaggi sono estremi e vediamo anche che da un altro lato c'è una forte regolamentazione, una forte spinta europea che cerca di accompagnare in maniera importante questa innovazione tecnologica. Dicevo all'inizio che a tutti questi vantaggi purtroppo corrisponde un prezzo da pagare e il prezzo da pagare potrebbe essere appunto riversato, potrebbe essere a carico dei diritti fondamentali. Per quale motivo mi spingo così avanti? Perché è già evidentemente sta già evidentemente emergendo dalle autorità garanti o da diverse pronunce giurisprudenziali come spesso queste tecnologie siano in contrasto con quelli che sono i diritti fondamentali delle persone. A quali diritti mi riferisco immediatamente? Principalmente a quelli relativi alla privacy e quindi alla data protection, visti i meccanismi algoritmici che potrebbero compromettere, potrebbero apportare anzi dei rischi di manipolazione, potrebbero sfruttare l'invulnerabilità dei soggetti, potrebbero creare delle situazioni di discriminazione o di disuguaglianza, potrebbero addirittura pregiudicare i diritti di categorie di soggetti che sono istituzionalmente destinatari di protezione più intensa e maggiore da parte del legislatore. Mi riferisco principalmente ai minori o ai soggetti fragili. Pongo come esempio una recentissima pronuncia di ieri, è stata diramata ieri, del garante privacy italiano che ha sanzionato in maniera significativa un chatbot che si chiama Replica, che ha utilizzato i dati da un chatbot di intelligenza generazionale, che ha utilizzato e trattato i dati personali in maniera illecita, quindi al di fuori di quelli che sono i limiti e le franchigie di liceità che vengono previste dal GDPR, in mancanza di tutti i requisiti di trasparenza che vengono previsti dalla normativa, quindi esplicitando quali sono le modalità e le finalità del trattamento e soprattutto in violazione di qualsiasi meccanismo di verifica dell'età. La verifica dell'età è un passaggio particolarmente importante che sta investendo non soltanto il sistema di intelligenza artificiale ma anche in generale tutte le piattaforme. Perché nel migliore interesse, best interest of the child, è fondamentale che queste categorie non vengano esposte a dei contenuti inappropriati per le loro caratteristiche. Il chatbot in questione ha in realtà pregiudicato tutti questi diritti, ha esposto questi soggetti a contenuti inappropriati, suggerendo addirittura, perché si poteva configurare anche come condividore, come amico, come mentore questo chatbot, suggerendo addirittura azioni estreme come suicidio o l'omicidio. Per cui si capisce come in questi termini si parli anche di sicurezza, quindi security and safety nella differenza inglese. Altre problematiche sono quelle di libertà di espressione e soprattutto di informazione, laddove le problematiche di disinformazione sono sulle pagine di cronaca anche con riferimento a tutto quello che sta avvenendo sul piano geopolitico. Quindi si vede come i rischi che ho molto brevemente elencato sono veramente molti di più, rappresentano una contropartita molto rischiosa e molto delicata. In questo momento ci sono delle sfide importanti, perché se da un lato abbiamo un panorama di benefici importanti, quindi abbiamo davvero, soprattutto per una società che in questo momento è molto affaticata da costi, da limiti, da situazioni gravi come quello delle guerre, come quello della pandemia, che ancora purtroppo lascia strascichi soprattutto in termini economici, ecco che la sfida è quella di contemperare i rischi che ho appena elencato con la necessità di avanzare
rispetto all'onda del cambiamento e quindi questa innovazione. Quali potrebbero essere questo momento di soluzioni? La prima problematica, e qui vado veramente verso la fine, la prima problematica l'ho già accennata nel momento in cui parlavo di normative. In questo momento abbiamo una grande complessità di normative, quindi sono tanti aspetti da regolamentare e troppe le strutture, troppe le definizioni, troppi mezzi di posto. Quindi il primo passaggio potrebbe essere quello di semplificare e di avvalersi degli strumenti di tutela che già esistono nelle varie regolamentazioni. Un secondo passaggio dovrebbe essere necessariamente quello della sensibilizzazione dei destinatari. In questo caso gli stakeholder territoriali dovrebbero farsi carico di maggiori percorsi formativi e informativi, peraltro prescritti e voluti anche da ultimo dall'AI Act, proprio per creare consapevolezza sull'utilizzo di questi strumenti e quindi far capire che da un lato ormai sono destinati ad essere tra di noi, questo è evidente, ma dall'altro che non ci sostituiscono, ma che siamo noi ad utilizzarli attraverso la nostra consapevolezza. Quindi questo è fondamentale e soprattutto nella consapevolezza dell'esistenza di un apparato di diritti che devono essere tutelati, meritano tutela e che dispongono di strumenti efficaci di tutela. Quindi io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, credo di essere anche rimasta ai termini che mi avete descritto e vi ringrazio ancora per l'opportunità. Grazie dottoressa Borgese, che ha toccato un tema di cui poi vedremo traccia anche in un altro intervento e che è un po' insomma lo snodo di tutti i problemi. Io mi sono permesso, quasi per gioco brevissimamente, verso la fine dell'intervento, di utilizzare ChatGPT e di inserire il titolo dell'intervento della dottoressa Borgese e devo dire che con la consueta rapidità l'applicativo ha prodotto insomma un elaborato, poi magari lo segnalerò alla dottoressa, che però dipende anche dal fatto che naturalmente questo meccanismo prende a prestito centinaia, migliaia di interventi di pubblicazioni in rete, centra un po' i temi che sono anche quelli del suo intervento, cioè il trade-off tra le incredibili potenzialità di questi strumenti, praticamente incalcolabili, e il potenziale sacrificio dei diritti. Ecco, forse sotto questo profilo può essere utile, ma se ne vedeva già diciamo traccia nella parte finale del suo intervento, valutare che cosa possa essere già compiuto, diciamo, possa essere realizzato dai giudici con gli strumenti, diciamo, tradizionali, attuali di tutela giurisdizionale e ciò che invece richiede un intervento normativo, perché mi pare, insomma, non è esattamente il mio campo, ma raffrontando le scelte che sono state compiute, che ne so, nell'ordinamento statunitense da un lato, nell'ordinamento europeo, si va verso direzioni che per il momento sono abbastanza diverse e naturalmente lì c'è l'influsso di una concezione liberale dei rapporti economici e anche dei rapporti sociali e politici. L'Unione Europea sta faticosamente cercando di andare verso una forma di regolamentazione. Grazie dottoressa, adesso noi diamo la parola alla dottoressa Aurora Maggi dell'Università di Siena, che ci parlerà di un argomento che ha formato oggetto di un recente intervento della Corte Costituzionale, l'affettività detentiva tra dignità, ordine e sicurezza. Prego. Allora, un buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie per l'occasione. Allora, appunto, il mio intervento si intitola Affettività tra dignità, ordine e sicurezza, come anticipato dal professore, e parte appunto dall'analisi della sentenza numero 10 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all'affettività detentiva, e l'analisi
parte dal richiamo, e anche appunto il titolo parte dal richiamo del punto 3.1 del considerato in diritto, nel quale proprio la Corte Costituzionale si interroga su quale sia il limite entro il quale lo stato detentivo può rappresentare una compressione della libertà personale e quale sia invece il superamento di tale limite, oltre il quale il sacrificio della libertà personale si traduce in una lesione della dignità della persona. La sentenza numero 10 del 2024 è intervenuta sul carattere assoluto ed inderogabile del controllo a vista durante lo svolgimento dei colloqui, sancito dall'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, e dunque la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente senza il controllo a vista e quando non ostino appunto ragioni di sicurezza o ragioni giudiziarie o ragioni di disciplina. E già in questo passaggio vediamo come l'interrogativo è proprio sotto il profilo in che modo è possibile bilanciare a questo punto la tutela dell'affettività detentiva con le ragioni di sicurezza, che sono indubbiamente da considerare, stanti appunto il carattere restrittivo in cui la persona detenuta si trova. E in questo senso l'aspetto assolutamente interessante, a mio avviso, che si ha con la sentenza numero 10 del 2024 è il riconoscimento del diritto all'affettività detentiva, che era stato già oggetto di varie proposte legislative e che però non ha mai di fatto poi avuto un effettivo riconoscimento a livello legislativo. Un precedente tentativo di intervento era stata sottoposta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 già in precedenza, ma nel 2012 con la sentenza 301 la Corte Costituzionale aveva dichiarato la questione inammissibile. In questo senso la Corte Costituzionale, pur ripercorrendo nella sentenza 10 e sottolineando che in realtà il diritto all'affettività sarebbe rimesso alla competenza del legislatore, di fatto riconosce nel diritto all'affettività un vero e proprio diritto fondamentale, un diritto assoluto, soggettivo, che non può essere assolutamente limitato quando non ostino appunto le ragioni di sicurezza o ragioni di tipo giudiziario. In questo senso appunto l'interrogativo e più che altro il principio posto a custodia dello stato detentivo anche in questo caso è rappresentato proprio dal principio di dignità, che storicamente è stato evocato in diverse pronunce della Corte Costituzionale proprio come presidio affinché lo spazio detentivo non si trasformi in una lesione della dignità della persona e che quindi il momento detentivo si trasformi in un mero momento di coercizione fisica o di oggettivazione della persona umana. In questo senso il riconoscimento del diritto all'affettività si pone in linea con l'articolo 27,3 della Costituzione e quindi con il principio di rieducazione della pena, riconoscendosi dunque in un certo senso al corpo del detenuto e della persona detenuta un corpo non solo da controllare, ma un corpo soggetto di diritti, che quindi richiede e urla, diciamo, al mondo il riconoscimento di tali diritti, che sono diritti che si pongono in linea con appunto il principio di rieducazione, nella misura in cui l'elemento relazionale è fondamentale per un reinserimento in società. L'aspetto che viene ulteriormente rilevato è come la disciplina dei permessi premio prevista all'articolo 30 ter dell'ordinamento penitenziario non sia sufficiente per appunto garantire il diritto all'affettività per due motivi. Uno risiede nel fatto che l'articolo 30 ter prevede una serie di requisiti per l'ammissione, tra cui il programma di trattamento che è sottoposto a risorse penitenziarie, tutta una serie di aspetti che in un certo senso prescindono anche dall'elemento della regolarità della condotta della persona detenuta. Il secondo requisito è la regolarità della condotta
e un altro elemento importante è che la posizione giuridica della persona detenuta sia definitiva. Quindi non può, il beneficio premiale non può essere, proprio alla luce del principio di non colpevolezza, applicato a persone che non sono ancora, che sono appunto ancora giudicabili. In questo senso la domanda è: il diritto all'affettività, essendo un diritto per come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, non può ora non essere bilanciato con altri diritti fondamentali e soprattutto nel riconoscersi il diritto soggettivo all'affettività detentiva se ne riconosce l'elemento di vero e proprio diritto, che non è dunque che si distingue dall'articolo 30 ter, che invece è un beneficio. L'aspetto assolutamente importante appunto è che si ha un'articolazione del concetto di dignità quale elemento relazionale in relazione al principio di rieducazione, e si ha un'affermazione, un riconoscimento del carattere del diritto all'autodeterminazione della persona detenuta, che necessita di essere assolutamente riconosciuto. In questo senso, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale fosse una sentenza immediatamente attuabile, di fatto ci troviamo dinanzi ad una realtà in cui il diritto all'affettività non è stato ancora riconosciuto. Di fatto l'amministrazione penitenziaria non è intervenuta se non con linee guida l'11 aprile del 2025, ripercorrendo in primo luogo il contenuto della sentenza numero 10 del 2024, ma anche intervenendo un po' più forse sull'elemento della meritevolezza, quasi a insinuare il dubbio che ci possa essere una priorità rispetto al carattere della meritevolezza ai detenuti. Le linee guida sono state infatti oggetto di critica, anche perché c'è chi ha considerato che forse l'amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto intervenire più su una sorta di ricognizione della struttura e quindi degli spazi che possono essere destinati alla fruizione di colloqui intimi, piuttosto che sul carattere di meritevolezza. Nelle linee guida l'aspetto forse interessante è che a livello legislativo è stato trovato in qualche modo un appiglio, cioè l'articolo 37 del regolamento dell'ordinamento penitenziario, che prevede il limite delle 2 ore nei colloqui tradizionali, e in questo senso si ritiene che anche i colloqui intimi possano avere come limite massimo, anche per una forma di regolarità e di accesso, per una garanzia di accesso diffuso, il limite delle 2 ore. Anche questo è stato oggetto di critiche per un rischio che il momento dell'intimità sia poi più che altro il diritto all'affettività si trasforma in un diritto alla mera sessualità. Tuttavia nelle more dell'intervento legislativo anche qui si è cercato di trovare un modus. L'aspetto interessante è che il diritto all'affettività viene appunto riconosciuto sulla base anche, cioè accogliendo il rischio prospettato dal magistrato di sorveglianza nell'ordinanza di rimessione, che la negazione del diritto all'affettività possa indurre un'infantilizzazione della persona detenuta e la riduzione della persona detenuta a soggetto passivo, negandosi appunto, come detto in precedenza, il carattere relazionale. Mentre questo rappresenta, cioè il riconoscimento della Corte Costituzionale, il riconoscimento del soggetto come soggetto relazionale e quindi il superamento dell'idea della persona detenuta come dotata di un corpo solo controllato. A questo punto nella realtà attuale, oltre alle linee guida, la magistratura di sorveglianza ha accolto reclami ex articolo 35 bis giurisdizionali nel caso appunto di negazione del diritto all'affettività, e quindi un tentativo di movimento c'è, ma chiaramente l'idea sicuramente della Corte Costituzionale non era che si avesse una staticità di questo tipo.
l'aspetto su cui mi piace, insomma, con cui concludo, è proprio interrogarci su come la negazione del diritto all'affettività e il trattamento che le persone detenute che è riservato alle persone detenute sia un po' lo specchio anche della società attuale e delle difficoltà che la nostra società sta attraversando. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Maggi, il cui intervento, anche se potrebbe non sembrare, ha in comune un elemento con gli interventi precedenti, almeno uno, ed è quello della novità. Lì c'era un riferimento alle novità, alle nuove esigenze di tutela che derivano dall'emersione delle nuove tecnologie. Qui si ha un riferimento alle novità che derivano dall'emersione di una nuova sensibilità sociale. Nei manuali di diritto costituzionale c'è sempre un paragrafo dedicato alla trattazione generale dei diritti dove si parte dall'articolo 2 e ci si chiede se sia una norma fattispecie aperta che possa favorire l'accoglimento dei cosiddetti nuovi diritti. Una volta era il diritto all'abitazione, per esempio, oggi potrebbe essere il diritto all'affettività detentiva. E d'altro lato si replica che però spesso queste nuove situazioni in realtà sono il portato di una interpretazione evolutiva di norme costituzionali esistenti e, come ha ricordato correttamente la dottoressa, l'articolo 27 terzo comma nel sottolineare la funzione rieducativa della pena è un po' l'architrave di tutto il sistema dell'esecuzione penale. Ma allora forse che cos'è che cambia? Cambia la percezione, cioè l'accettabilità, o meglio la non più accettabilità, passatemi questa espressione, di determinate situazioni. È un concetto che può essere riferito anche ad altri campi. Sentivo l'altro giorno, non perché c'è qui Roberta Nunini, era il presidente del CNEL, che parlava del tema degli infortuni sul lavoro, diceva le statistiche non è che fossero fantastiche 30 anni fa, ma è cambiata la percezione, cioè oggi ci sono dati che ci risultano meno, anzi inaccettabili, perché ci risultano al limite del ripugnante. Ora, anche sotto questo profilo, l'attenzione al trattamento carcerario, alla funzione rieducativa, oggi porta evidentemente ad una maggiore sensibilità e quindi induce anche il giudice delle leggi a prese di posizione più coraggiose che magari in passato non sarebbero state assunte, in passato nel caso di specie non sono state assunte perché c'era stata una precedente pronuncia di inammissibilità. Grazie, adesso diamo la parola alla dottoressa Laura Piva dell'Università di Trento, la quale ci propone un intervento che suggerisce un accostamento parziale, se ho letto bene l'abstract, tra la posizione dei pazienti, nell'ambito quindi dei servizi sanitari, e la posizione dei consumatori. Il titolo è Il labile confine tra paziente e consumatore ai tempi dei chatbot e delle app per la salute. Prego. Esatto, in apertura volevo chiedere, così darò la prova che chi si interessa di intelligenza artificiale è perché è spaventato dalle tecnologie che non sa utilizzare bene. Mando avanti così. Sì, ok. Beh, perfetto, sì, confermo. Grazie. Grazie e grazie anche in particolare al Comitato per l'organizzazione di questo evento a cui partecipo con molto piacere. Appunto, il mio titolo è anche volutamente provocatorio perché parte dalla considerazione che è stata giustamente effettuata anche in apertura ai lavori della conferenza, che l'intelligenza artificiale sia tra i fattori che stanno creando delle nuove opportunità per i diritti, in particolare portano la promessa di poterne espandere alcuni, ma allo stesso tempo sfumino dei confini, creando anche delle nuove esigenze di tutela a cui il diritto deve provare a dare risposta. Quindi io organizzerò il mio intervento nel modo seguente. Prima cercherò di accostare la figura tra paziente e consumatore, cercando di metterne in luce qualche somiglianza e ovviamente le differenze nel contesto peculiare della decisione, della scelta. Poi appunto tratterò nello specifico del perché ritengo che in particolare chatbot e app per la salute stiano assottigliando
questo confine di fatto e ponendomi poi il problema se ciò avvenga anche dal punto di vista del diritto, e quindi considererò come in particolare l'Unione Europea sta regolamentando queste tecnologie. Quindi, partendo dalle premesse, ovviamente parlando di paziente consumatore viene subito in mente la dimensione della scelta e la collegata nozione di autodeterminazione o autonomia, concetto che è poi strettamente legato anche alla vulnerabilità, che è una parola poliforme, diciamo, può essere usata in molti contesti. Quando viene relazionata all'autodeterminazione normalmente si fa o con l'intenzione di negare la capacità di un individuo di prendere decisioni per se stesso a fronte proprio di questa peculiare condizione, oppure si può utilizzare la vulnerabilità come chiave interpretativa e diciamo proattiva, volta proprio a identificare quali elementi possono nella situazione concreta viziare il processo decisionale di un individuo, nell'ottica quindi di garantirgli di prendere una decisione consapevole. Sia paziente sia consumatore vedono delle interpretazioni che coinvolgono entrambi questi termini, quindi se inizialmente il consumatore non viene magari percepito come un agente vulnerabile proprio in ragione dell'idea di homo economicus e quindi capace di prendere decisioni perfettamente razionali, sono poi degli economisti e in seguito anche dei giuristi che mettono invece in luce la razionalità limitata che ora viene, diciamo, anche inglobata nella giurisprudenza. Di recente c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che appunto ha ricordato come il consumatore medio sia comunque anche un soggetto che è esposto a distorsioni cognitivi o i bias, per stare anche sul lessico che è proprio anche dell'intelligenza artificiale, anche se in un altro modo. Viceversa il paziente vede una progressiva valorizzazione della propria autonomia decisionale, perché è tradizionalmente concepito come soggetto vulnerabile totalmente affidato al medico che decide in virtù del paternalismo ciò che è meglio per lui, si va invece via via affermando la sua capacità di prendere decisioni per se stesso nell'ambito della relazione di cura, e quindi il suo accostamento a volte anche linguistico al consumatore avviene in questo contesto di liberazione e di partecipazione. Anche qui ci sono anche dei riferimenti in giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda gli ordinamenti di common law, che sono più soventi a accostare il paziente al consumatore. Questo appunto per valorizzarne l'autonomia. Quindi, ricapitolando alcune similitudini che vedo, si tratta di soggetti che prendono delle scelte in contesti comunque che presentano una certa complessità e che li possono trovare impreparati, in cui possono essere vulnerabili, e sono anche scelte che presentano una certa componente morale che, se nell'ambito medico è immediatamente riconoscibile, anche nell'ambito del consumo, coerentemente con l'idea che il mercato possa rappresentare un luogo di espressione anche della propria personalità, e soprattutto con tutti i filoni adesso anche del green, del sostenibile, diciamo, ha una sua certa importanza. È chiaramente innegabile però che il paziente prenda delle scelte in un contesto in cui deve valutare dei rischi e operare dei trade-off sicuramente più delicati in virtù dei beni coinvolti, ma quello che direi è la differenza principale è il contesto relazionale in cui avvengono queste scelte, perché se nell'ambito, quando parliamo di consumatore, stiamo parlando di una relazione contrattuale con il professionista che si vede degli obblighi di diligenza, sicuramente non è però una relazione di cura e di fiducia come quella che poi ritiene anche la nostra legge italiana, sia quella tra medico e paziente, e non ha il presidio anche della deontologia. Questo ha un'influenza ovviamente sullo scopo dell'informazione e anche sul tipo e il contenuto, quindi accanto agli obblighi informativi che servono a colmare l'asimmetria e a tutelare la libera scelta del consumatore, ma più che altro una scelta che non sia pregiudizievole al consumatore e la sua sicurezza, e quindi un'informazione standardizzata, vediamo invece come idealmente l'informazione in ambito medico dovrebbe essere volta proprio a scegliere insieme il percorso che meglio si confà anche alla personalità, nonostante debba comunque essere clinicamente appropriato, e quindi la necessità di un'informazione volta a instaurare un dialogo e immancabilmente un'informazione personalizzata. Su questa parte andrò velocemente, però insomma questa slide serve appunto a riepilogare alcune differenze e l'idea che l'autodeterminazione del paziente
trovi un presidio comunque, come è stato già menzionato oggi, a livello sovranazionale sia considerato un diritto fondamentale. L'autonomia del consumatore pure è estremamente importante, se ne occupa largamente il diritto dell'Unione Europea, in particolare con queste direttive dove ci sono dei vari rimandi a determinate pratiche che potrebbero appunto pregiudicare il consumatore nel prendere decisioni. Però fatte queste premesse, perché mi occupo di chatbot e app per la salute? A me innanzitutto interessava selezionare all'interno della pluralità di sistemi di intelligenza artificiale che possono modificare la medicina proprio queste app, perché ci vedo un duplice contesto di utilizzo, ossia sono app che da un lato possono essere utilizzate all'interno della relazione di cura, dall'altro anche direttamente dal consumatore o dall'utente, quindi in modalità direct to consumer. Dall'altro mi occupo di app integrate da intelligenza artificiale nello specifico per le peculiarità di questa tecnologia che appunto sono state anche accennate prima dalla collega Borgese. Però appunto al di là delle capacità predittive dell'intelligenza artificiale che deriva dalla sua abilità di fare inferenze a partire da un gran quantitativo di dati, questi modelli in particolare che sfruttano il linguaggio naturale sono anche in grado di simulare delle emozioni umane come l'empatia o comunque di relazionarsi con l'utente in modi che andrebbero approfonditi per capire anche il tipo di influenza che possono avere. E da ultimo mi concentro su queste app a causa della loro facilità di utilizzo, meglio nella facilità di consumo, proprio perché soprattutto se integrate in dispositivi mobili sono disponibili H24. Infine sono problematici da un punto di vista giuridico perché se la loro qualificazione di sistemi di intelligenza artificiale, ora che è stato approvato il regolamento, non è dubbia invece se si tratti di dispositivi medici oppure no, e questo non è nemmeno legato al contesto di utilizzo, ma alla finalità scelta dal produttore, questa delle ricadute significative. Queste app appunto vengono presentate come in grado di espandere il diritto all'autodeterminazione e potenzialmente lo possono fare proprio perché garantiscono all'utente di fruire di suggerimenti e consigli personalizzati sulla propria salute in modo potenzialmente più comprensibile e più immediato. Al tempo stesso presentano una serie di problemi che sono piuttosto noti in letteratura: i bias, l'opacità, la capacità di influenzare, gli interessi economici occulti che possono celarsi dietro, le allucinazioni, e su cui non mi dilungo, perché volevo arrivare a questa slide dove vedo un possibile avvicinamento, ossia tutte queste caratteristiche possono portare a due tendenze che ritengo ugualmente nocive per la medicina. Da un lato, anche se usate nell'ambito della relazione di cura, proprio per tutti i problemi anche di opacità e bias, c'è il rischio che a fronte anche della mancanza di trasparenza, queste tecnologie, più che aiutare il paziente ad essere informato e instaurare un dialogo significativo col medico, portino invece al paternalismo algoritmico, quindi un ritorno al vecchio paradigma dove invece di doctor knows best diventa AI knows best, e quindi si va un po' a sconfessare quello che ritengo sia poi in realtà il significato principale del consenso informato, quindi garantire la partecipazione del paziente e un impoverimento, della relazione di cura. Invece usate in modo direct to consumer, secondo me questo è molto interessante, questo utilizzo sembra apparentemente più innocuo, ma in realtà io ci vedo maggiori problemi, per il fatto che la persona comune non solo potrebbe incorrere in tutti questi problemi relativi alla trasparenza, ma in più è una persona che non sta fruendo di informazioni coadiuvato dal proprio medico e quindi manca anche di una serie di informazioni mediche che lo potrebbero aiutare a comprendere i suggerimenti che sta ricevendo dall'app, e questo può portare a una disinformazione più che a un'informazione, a vivere come patologica anche dimensioni assolutamente normali della propria vita, e questo ha ricadute negative non solo per la scelta di decisioni sulla propria salute ma anche sui sistemi sanitari, ad esempio nel momento in cui si faccia un accesso quindi sconsiderato a quella che è una risorsa pubblica comunque limitata, magari perché sotto consiglio dell'app. Quindi ecco,
c'è un po' questo rischio. Per quanto riguarda la regolamentazione da parte dell'Unione Europea, si riflette questo avvicinamento in parte, come è stato già ricordato, c'è un tentativo di tutelare anche i diritti fondamentali attraverso Product Compliance Regulation, quindi attraverso strumenti che garantiscono i diritti fondamentali andando ad inglobare una serie di requisiti volti a tutelarli in maniera indiretti. E siamo comunque all'interno di un contesto dove si regolamenta l'AI come prodotto per finalità legate principalmente al buon funzionamento del mercato interno, come dice la base anche giuridica di questo atto. Dove troviamo delle regole rilevanti per quello che riguarda in particolare la scelta e l'autodeterminazione, c'è un divieto di pratiche manipolatorie all'interno dei requisiti appunto per i sistemi ad alto rischio. Troviamo degli obblighi di trasparenza e di informazione, troviamo un nuovo rimedio che si propone appunto di fornire al destinatario di una decisione presa sulla base di un sistema di AI una spiegazione anche rispetto a come è stato utilizzato il sistema. Vi è però un problema, come accennavo prima, chatbot e app probabilmente sono fuori dalla maggior parte di queste regole, perché se non messi in commercio come dispositivi medici non rientrano tra i sistemi ad alto rischio e quindi si applicano delle garanzie ridotte. Vi è comunque un obbligo di trasparenza stabilito dall'articolo 50 che si applica espressamente ai chatbot e che prevede che l'utente sia informato del fatto che sta interagendo con questo tipo di tecnologia, tra le altre cose, non con un essere umano. Come accennavo prima, io vedo molti problemi soprattutto sulle applicazioni direct to consumer proprio per questi motivi, e nonostante molte applicazioni presentino inizialmente il disclaimer che dice che tutti i suggerimenti ottenuti non sostituiscono il consiglio di un medico, da un lato sono più spaventata non tanto del fatto che poi il paziente non si rivolga al medico, ma che poi il paziente o il consumatore diventi paziente e si rivolga al medico. Dall'altro appunto c'è anche una certa incertezza giuridica, proprio perché questo disclaimer molto spesso è messo lì più che altro per scongiurare la possibilità che si possa recriminare il fatto di stare utilizzando un dispositivo medico e non invece una semplice app per la salute e il well-being. A questo punto ci si può chiedere se, soprattutto rispetto a queste tecnologie, ci sia un vuoto di tutela ed eventualmente quali altre fonti possano supplirle. Sempre all'interno del pacchetto digitale, per esempio, il DSA prevede un ulteriore obbligo che riguarda la necessità di evitare anche una scelta di presentazione delle informazioni sulle interfacce online che possa essere manipolatorio. Risolve però questo molti di questi problemi? No. Quindi alla fine di questa relazione, per non deprimervi, che ulteriormente cosa possiamo considerare? Le conclusioni che traggo io sono le seguenti. In primo luogo ci muoviamo all'interno di una realtà particolarmente complessa, e questo sia da un punto di vista tecnico-tecnologico sia giuridico, dove c'è anche una pluralità di fonti che vengono anche da diversi produttori di norme, che vanno raccordate e vanno analizzate per appunto verificare se ci siano dei vuoti di tutela e come colmarli. All'interno di questo contesto molte definizioni sfumano. Io ho proposto una definizione sfumata tra paziente e consumatore, ma c'è anche una definizione sfumata di app e dispositivo medico, una definizione sfumata di AI come prodotto, AI come fonte di potere, che preoccupa anche molti costituzionalisti. Rispetto al paziente e consumatore, nonostante alcune similitudini che possono certamente essere utili per riflettere per esempio sulla vulnerabilità di entrambe categorie e su come il potere economico, il potere tecnico stiano creando anche una nuova forma di vulnerabilità digitale che sicuramente può precludere ad entrambi di fruire dei propri diritti, vanno comunque tenute distinte queste figure, e in particolare va valorizzata, quando si tratta di tutela del paziente, la dimensione relazionale, che è importante salvaguardare, e quindi anche per questo motivo un po' il monito finale di questa relazione è di non ridurre il paziente a un mero consumatore, di non ridurre la salute a un mero bene di consumo e quindi a passare da empowerment a commodification,
In definitiva potrebbe essere non fare un passaggio dal soggetto alla persona al bene di consumo stesso. E con questo io ho concluso, spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio. Ringraziamo la dottoressa Piva per questo interessantissimo intervento, tra l'altro facilitato anche per noi nella comprensione con l'utilizzo delle slide, che erano anche interessanti e suggestive. E credo sia di particolare momento questo accostamento tra paziente e consumatore, di cui vi è già traccia, diciamo, nella letteratura comune, ma affrontato sul piano giuridico diventa un qualcosa di particolarmente interessante e lascia però emergere, par di capire, un discreto vuoto di tutela, e questo ci consegna poi ulteriori spunti di riflessione. Bene, adesso abbiamo un ulteriore intervento in casa, verrebbe da dire, o quasi, diciamo, del dottor Raffaele Prettato dell'Università di Udine. Prima abbiamo avuto il piacere di avere tutte ospiti esterne. Il dottor Prettato ci parlerà di un tema che anch'esso incrocia, non credo, le nuove tecnologie, anzi non le nuove tecnologie, o se non relativamente all'ambito specifico di riferimento, ma diciamo un po' il confine tra antico e moderno e tra pluralismo e confessionalismo, verrebbe da dire, perché il suo intervento riguarda il diritto all'istruzione e la libertà religiosa nel sistema irlandese. Un difficile connubio. Le lascio la parola, grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei rubare solo 30 secondi per ringraziare innanzitutto la Regione che ci ospita, l'Università di Trieste e l'Università di Udine che ci hanno dato come ogni anno la possibilità di riorganizzare nuovamente questa conferenza, tutti i professori che hanno deciso di partecipare, il professore Girotto anche che ha deciso di moderare il nostro panel, e soprattutto la professoressa Brollo e la professoressa Bolognini per il preziosissimo aiuto che ci hanno dato nel dipanarci, diciamo, tra tutte le questioni amministrative che abbiamo dovuto affrontare per organizzare la conferenza. Quindi grazie veramente. Passando all'intervento, come anticipava il professore, il mio intervento di oggi verte su quello che è il rapporto tra il diritto all'istruzione da un lato e la libertà religiosa dall'altro all'interno del sistema irlandese, il quale è un rapporto che, come si vedrà a breve, è particolarmente complesso ed è fonte di particolari tensioni, soprattutto se guardato alla luce e attraverso la lente di quelli che sono gli obblighi e gli standard internazionali in materia tanto di diritto all'istruzione quanto di libertà religiosa. Innanzitutto però mi pare doveroso fare una piccola premessa diciamo, sull'importanza del diritto all'istruzione, diritto che oggi è qualificato senza ombra di dubbio come un diritto fondamentale dell'individuo, e il motivo va ricercato nel fatto che l'istruzione è quell'elemento indispensabile per fornire all'individuo stesso tutti quei mezzi, tanto materiali quanto immateriali, che permettono innanzitutto la sua sopravvivenza e in secondo luogo che gli permettono anche di vivere una vita dignitosa, quindi un qualcosa che vada di là della mera sopravvivenza. Inoltre, come è stato sottolineato per esempio anche dalla Corte Suprema americana, l'istruzione rappresenta un vero e proprio presupposto logico, se vogliamo, di tutti gli altri diritti, nel senso che sarebbe impensabile che un individuo sia in grado di poter godere, di poter quindi sfruttare pienamente quelli che sono tutti i diritti di cui è titolare in base al proprio ordinamento giuridico, se non avesse quegli strumenti culturali, intellettuali e anche materiali che gli permettono di orientarsi all'interno del mondo che vive e quindi che gli permettono anche di comprendere quali sono i diritti di cui effettivamente è titolare. Non è un caso infatti che lo stesso Calamandrei arrivò a definire la scuola come un vero e proprio organo costituzionale, e anzi addirittura arrivò ad affermare che la scuola deve essere posta al centro di quello che è il sistema istituzionale, quindi proprio una centralità della scuola proprio per sottolineare l'importanza dell'istruzione. Oggi poi l'istruzione sembra chiamata a, diciamo, un compito ancora più importante, a compiere un ulteriore passo, poiché se consideriamo che la nostra società occidentale è sempre più multietnica, quindi è sempre più caratterizzata dalla convivenza di individui che hanno culture anche radicalmente differenti, la scuola diventa forse lo strumento principale, forse lo strumento più idoneo per poter trovare quello che potremmo definire come il minimo comune denominatore culturale, che garantisca la coesione sociale ed eviti quindi quelle che sono delle tensioni sociali o episodi di intolleranza, o quantomeno che cerchi di limitare questi episodi.
E nel fare questo la scuola dovrebbe prendere in considerazione, quantomeno secondo la mia opinione, anche quello che è il fenomeno religioso, dato che comunque la religione ricopre un ruolo veramente importante, veramente significativo all'interno della vita delle persone. In altre parole, quindi, la scuola dovrebbe educare al pluralismo e anche al pluralismo religioso. Purtroppo però, se si guarda, diciamo, a quello che è il caso irlandese, questa non sembra essere la situazione, perché quello che è interessante del caso irlandese è che al contrario sembra che si vada a perpetrare una segregazione lungo una direttrice religiosa, appunto, quindi l'esatto opposto di quello che dovrebbe teoricamente fare la scuola. Questo perché il sistema irlandese innanzitutto si basa sul cosiddetto modello del patronage, o patronato in italiano, che significa che, a differenza di quanto avviene in Italia, ad esempio, dove la maggior parte delle scuole sono pubbliche, in Irlanda la maggior parte degli istituti di istruzione sono una sorta di mix tra pubblico e privato. Nel senso che da un lato c'è lo Stato che si limita semplicemente a finanziare quelli che sono gli istituti di istruzione in modo da adempiere anche all'obbligo costituzionale di garantire l'istruzione gratuita per tutti. Al tempo stesso però gli istituti non sono di proprietà dello Stato, ma sono di proprietà di soggetti privati che sono tra l'altro anche i principali responsabili, i principali gestori degli istituti, nel senso che prendono tutta una serie di decisioni fondamentali per la vita stessa dei singoli istituti e conseguentemente anche del sistema di istruzione. E questi proprietari vengono definiti come patrons o patroni, i quali tra l'altro individuano per ognuna delle scuole quello che è definito dalla legge irlandese come spirito caratteristico, o ethos, che è il termine che si trova maggiormente in dottrina. Cioè l'idea è che ogni scuola vada a individuare quello che è un set di valori, un'ideologia che pone la base della sua stessa organizzazione e della vita quotidiana della scuola stessa. Tanto che solitamente le scuole irlandesi vengono suddivise in 3 grosse categorie, ovvero le denominational schools, che sono quelle di proprietà di un solo soggetto che hanno, diciamo, un singolo spirito caratteristico, di solito di natura religiosa, come vedremo a breve, le interdenominational schools, che invece sono gestite da 2 o più patroni congiuntamente, quindi una situazione di cogestione, e di solito questi copatroni sono la Chiesa d'Irlanda, quindi la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica. Dall'altro lato abbiamo infine le multidenominational schools, che sono, diciamo, le poche scuole o di proprietà direttamente dello Stato oppure di proprietà di organizzazioni benefiche private come Educate Together, che è la principale in Irlanda, che è un'organizzazione nata su iniziativa diciamo, degli stessi genitori che sentivano l'esigenza di avere delle scuole che non fossero troppo influenzate dall'aspetto religioso. Questo perché va considerato che ancora oggi, se si guarda i dati, si può vedere come il 50% delle scuole secondarie sono denominational schools e il 47% totale sono in mano alla Chiesa Cattolica, che è quindi il principale gestore di queste scuole. Se si guarda invece al sistema primario, queste percentuali crescono quasi raddoppiando, perché si arriva al 94% di denominational schools e le scuole cattoliche sono l'88,5%, quindi la stragrande maggioranza. E risulta quindi evidente come il fattore religioso rappresenta un elemento assolutamente fondamentale e imprescindibile di quello che è il sistema di istruzione irlandese, tanto che di solito lo spirito caratteristico altro non è che il riferimento alla confessione religiosa. E questo pone tutta una serie di problemi, soprattutto quando si guarda l'Irlanda attraverso la lente degli obblighi e degli standard internazionali in quest'ambito. E diciamo che gli aspetti che destano più preoccupazione sono 2, cioè da un lato la questione dell'ammissione scolastica, quindi la questione anche del diritto all'istruzione per tutti e dell'accesso al diritto all'istruzione. Dall'altro invece si pone il problema anche della collocazione del contenuto dell'insegnamento religioso all'interno del curriculum scolastico. Allora, per quanto riguarda la prima questione, va innanzitutto premesso che, e questa è una cosa un po' particolare, se pensiamo a molti altri ordinamenti, che fino al 1998 l'Irlanda non ha avuto una legge che disciplinasse in maniera organica il sistema di istruzione, nel senso che solitamente le questioni erano rimesse a livello ministeriale senza che intervenisse il legislatore. Solo nel 1998 si supera questo vuoto normativo col cosiddetto Education Act, che è ancora tutt'oggi in vigore, il quale non fa altro che cristallizzare quel modello di patronage che ovviamente era preesistente e che quindi lo va semplicemente a ufficializzare, se vogliamo. Da un punto di vista della missione scolastica, questa normativa che è abbastanza scarna, nel senso che prevede semplicemente che ogni singolo istituto dovrà decidere la propria politica d'ammissione, e in particolar modo dovrà essere il Board of Management a decidere, che è l'organo collegiale che dirige l'istituto, previo però placet del patrono, che solitamente abbiamo detto essere un soggetto religioso, quindi il quale avrà un vero e proprio diritto di veto sulla politica d'ammissione. Questo significa che si andavano a istituzionalizzare tutte quelle politiche d'ammissione discriminatorie che permettevano di dare priorità
agli studenti che avevano, diciamo, lo stesso ethos, che appartenevano alla stessa confessione religiosa rispetto a quella che era la confessione religiosa del patrono, oppure che addirittura prevedevano l'esclusione di chi non faceva parte di quella determinata confessione religiosa. Nel 2000 si sperava che le cose potessero migliorare perché il legislatore interviene con l'Equal Status Act, che era una legge pensata appunto per eliminare tutta una serie di discriminazioni, tra cui le discriminazioni su base religiosa, per quanto riguardava il godimento e l'accesso ai pubblici servizi, quindi anche alla scuola stessa. Il problema è che viene approvata, che diciamo, questa legge contiene la famigerata Section 7, paragrafo 3.c, che prevede in realtà un'eccezione a questo divieto generale di discriminazione in ambito religioso, perché la Section 7 prevede che le scuole possono escludere uno studente, quindi rifiutare l'ammissione, qualora reputino che l'ammissione dello studente possa mettere a repentaglio lo spirito caratteristico. Le cose per fortuna sono leggermente migliorate oggi perché nel 2018 è stata approvata una nuova normativa, l'Education Admission to School Act, la quale però in realtà da un lato ha migliorato le cose, dall'altro non le ha risolte perché è andato a intervenire soprattutto sulla Section 7, andando però non ad eliminarla ma a limitarne semplicemente l'ambito di applicazione, il che significa che oggi può essere applicata alle scuole primarie solo se sono scuole non riconosciute, quindi scuole diciamo completamente private che non ricevono finanziamenti statali, mentre per le scuole secondarie rimane ferma, quindi continua a permanere quello diciamo che è un elemento di base di discriminazione su base religiosa per quanto riguarda l'ammissione all'istruzione. E quindi già qua si può vedere un primo profilo di criticità se si guarda a quello che è l'ordinamento internazionale, poiché uno dei capisaldi, uno dei principi fondamentali da questo punto di vista è il cosiddetto principio dell'education for all, cioè quel principio secondo la quale tutti hanno diritto ad accedere e a godere all'istruzione in condizioni di parità, quindi senza subire discriminazioni, cosa che in Irlanda appunto non sembra avvenire. La seconda questione invece, come vi dicevo, è quella della collocazione dell'insegnamento religioso all'interno del curriculum religioso, del curriculum scolastico. E anche qua, fino a poco tempo fa, fino a inizio anni 2010, era in vigore una regola adottata dal Dipartimento di Istruzione che era conosciuta come Rule 68, che in pratica prevedeva il cosiddetto Integrated Curriculum. Cioè era una regola che stabiliva che l'insegnamento religioso non solo doveva essere obbligatoriamente presente all'interno del curriculum scolastico, ma era la parte più importante del curriculum scolastico, che doveva quindi informare tutti i momenti della vita quotidiana della scuola, il che significava che l'insegnamento religioso non era limitato a quella che diciamo in Italia chiameremmo ora di religione, ma andava al di là di questo, influenzava ovviamente anche le altre materie, come ad esempio poteva essere letteratura, storia, educazione affettiva, eccetera. E al tempo stesso addirittura questo si tramutava nel fatto che venivano riservati dei veri e propri momenti della giornata scolastica alla preghiera, alla celebrazione di riti religiosi come ad esempio la messa, e addirittura il catechismo veniva praticamente fatto a scuola, nel senso che c'erano proprio ore dedicate alla preparazione alla cresima, alla prima comunione e ad altri sacramenti. Quindi una situazione in cui la religione veramente rappresentava il centro del curriculum scolastico irlandese. Anche qui le cose un po' sono evolute, un po' sono migliorate, soprattutto a livello di scuola secondaria, perché oggi a livello di scuola secondaria non è più obbligatorio l'insegnamento religioso, è a discrezione degli istituti se fornirlo o meno, la maggior parte comunque lo forniscono, però quantomeno il Ministero ha adottato delle linee guida che devono essere seguite agli istituti qualora volessero ricevere i finanziamenti statali, le quali da un lato aprono al pluralismo, nel senso che prevedono comunque un insegnamento anche delle altre principali religioni che non siano il cattolicesimo o il cristianesimo in senso lato, dall'altro però si vede ancora in maniera molto pesante quella che è l'influenza soprattutto del cattolicesimo, tanto che ci sono sezioni addirittura dedicate alla natura divina di Gesù, o comunque che che sono costituite dalla vera e propria dottrina cristiana. Mentre per quanto riguarda a livello di scuola primaria la situazione rimane ancora un po' più critica, perché il problema è che l'insegnamento religioso rimane obbligatorio e l'unico responsabile per delineare quello che è il contenuto di questo insegnamento è il patrono, quindi ancora un soggetto che tendenzialmente è religioso e che tendenzialmente sarà la Chiesa Cattolica. E questo sembra porre problemi soprattutto qualora si guarda la giurisprudenza della Corte Edu, perché la giurisprudenza della Corte Edu in materia di rapporto tra diritto di istruzione e libertà religiosa è arrivata, a 3 capisaldi. Innanzitutto che è discrezionalità completa dello Stato scegliere se fornire o meno l'insegnamento religioso. Al tempo stesso, però, secondo caposaldo, è necessario che lo Stato lo fornisca rispettando la libertà di religione anche degli stessi studenti o dei genitori degli studenti che hanno comunque il diritto a che i figli siano educati secondo le loro credenze religiose.
E terzo caposaldo, per valutare se effettivamente questa libertà di religione e questo diritto dei genitori viene rispettato, si deve compiere un test in 2 fasi, cioè innanzitutto si dovrà andare a verificare se l'insegnamento religioso è obbligatorio, e se è obbligatorio si dovrà verificare se è fornito in maniera oggettiva, critica e plurale. Se questo test fallisce, si dovrà vedere se l'ordinamento prevede il cosiddetto opt-out, cioè la possibilità di non partecipare all'insegnamento religioso. E da questo punto di vista diciamo che l'Irlanda è un po' problematica, innanzitutto perché ci potrebbero già essere problemi sul primo step, ma soprattutto sul secondo, perché è vero che in Irlanda è previsto il diritto all'opt-out, quindi è assolutamente assicurato anche a livello costituzionale il non obbligo di seguire l'insegnamento religioso. Al tempo stesso però è vero che ancora oggi si riscontrano dei problemi a esercitare effettivamente questo diritto, nel senso che le scuole fanno muro. E comunque, anche se questo diritto viene esercitato, rimane pur sempre il problema che stiamo parlando di scuole che hanno alla base un'ideologia comunque religiosa, che sono pensate per trasmettere una determinata ideologia e che rischiano quindi di influenzare anche altre materie che vadano al di là della semplice materia religiosa. Inoltre, in conclusione, è interessante notare come il sistema, anche proprio visto da un punto di vista generale, quindi senza concentrarsi su queste 2 questioni specifiche, difficilmente può essere considerato conforme a quello che è l'ordinamento internazionale. Perché mi pare palese che questo sistema di patronage nasce soprattutto all'esigenza di tutelare quelle che sono le posizioni di forza tra le comunità religiose e quindi quelli che sono gli interessi dei patroni, perché è evidente che la possibilità di aprire una scuola e di mantenere una scuola ce l'avranno soltanto quelle confessioni religiose, e questo viene anche in qualche modo accennato in una sentenza della Corte Suprema irlandese. Questa possibilità ce l'avranno solo le confessioni religiose che hanno una consistenza numerica abbastanza forte all'interno di una determinata area geografica, perché se poi gli appartenenti a magari una minoranza religiosa sono sparpagliati sul territorio nazionale diventa difficile. E questo spesso porta le famiglie o gli stessi studenti a una scelta difficile, cioè o scegliamo di frequentare una scuola che non segue le nostre credenze religiose e che rischia di infonderci credenze religiose magari che possono essere sgradite, oppure c'è il rischio concreto, ed è successo, che gli studenti rimangano esclusi dal sistema scolastico e che optino ad esempio per l'istruzione a casa, per l'istruzione domestica, come ripeto a volte è effettivamente successo. E quindi si pone proprio un problema di gerarchia dei diritti, nel senso che i diritti dei patroni, o meglio gli interessi dei patroni, sembrano essere considerati come precedenti rispetto ai diritti degli studenti e ai diritti anche degli stessi genitori, andando tra l'altro quindi a porsi in contrapposizione con quello che è un altro principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, non solo dell'ambito educativo ma dell'ambito della tutela dei minori in generale, ovvero il principio del maggiore interesse del minore, il quale in questo caso viene completamente invertito, ponendo quindi, come dicevo, appunto seri dubbi di conformità dell'ordinamento irlandese con quello che è l'ordinamento internazionale. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie al dottor Prettato. Io devo dire che leggendo l'abstract e poi riascoltandolo faticavo un po' a credere innanzitutto alle percentuali che egli forniva sul numero di scuole che sono di ispirazione religiosa o comunque controllate dalla Chiesa Cattolica o da congregazioni religiose, e poi in generale sulla configurazione di questo sistema. Egli ha accennato a dei profili di quasi certa incompatibilità con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Forse quasi sorprendente che non si sia ancora creato un casus belli davanti alla Corte Edu, che ha preso in considerazione centinaia di criticità varie riferite ai vari stati, e in effetti, per come è descritto questo quadro, sembra particolarmente problematico. Ecco, qui sul crinale delineato prima, qui siamo decisamente tra le categorie tradizionali più che tra le nuove esigenze di tutela, nel senso che le esigenze sono sicuramente vecchie ma non ancora soddisfatte. Bene, il panel degli interventi si è concluso. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, perché non abbiamo ancora concluso il pomeriggio / sera, perché avremo poi un altro intervento del dottor Conzutti. Non so se qualcuno desidera intervenire.
Mi pare di no, anche perché diciamo il pomeriggio è andato via per me abbastanza veloce, ma insomma poi per gli uditori a volte è più difficile. Allora, se siete d'accordo, io congederei i nostri relatori e la dottoressa Borgese che ci segue da lontano. Vi ringrazio ancora per questa opportunità, purtroppo devo lasciare prima la riunione e poi volevo condividere del professore anche l'articolo da cui poi ho tratto l'intervento di oggi, visto che mi sia interessata, e la ringrazio anche per gli spunti che mi ha offerto. Grazie a lei a nome di tutti. Arrivederci. Ecco, noi adesso concludiamo questa sessione e analogamente accadrà nelle prossime sessioni con un intervento del dottor Andrea Conzutti dell'Università di Trieste, perché insomma l'idea dei dottorandi è stata quella di dare la parola a chi sta svolgendo il percorso di dottorato, ma anche a chi lo ha già terminato, magari da poco. Il dottor Conzutti l'ha terminato da non moltissimi anni, mi pare, e tra l'altro questa è anche l'occasione per congratularci perché ha recentemente conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Allora gli do molto volentieri la parola. Il suo intervento si intitola Il crowdsourcing policy making, una nuova frontiera dei diritti di partecipazione politica, perché è una domanda e quindi a lui la risposta. Anzitutto ringrazio il professor Girotto. Ora io sono l'ultima cosa che si frappone al vostro buffet, al vostro aperitivo, quindi cerco di andare velocissimo. Prima però un ringraziamento alla coordinatrice del dottorato, la professoressa Brollo, un ringraziamento al vice coordinatore, il professor Venchiarutti, tutti i presenti e i partecipanti, e poi un particolare ringraziamento al comitato organizzatore, in particolare a Luca Pastore e a Cristian Tulissi per questa bellissima organizzazione, che tra l'altro si inserisce in una tradizione che ho avuto l'onore e il piacere di portare avanti per 2 anni durante il percorso dottorale, quindi li ringrazio davvero e mi fa piacere vedere che quell'intuizione che abbiamo avuto un paio d'anni fa con altri colleghi e colleghe di aprire la conferenza anche a contributi esterni rispetto a quelli dell'Università di Trieste e di Udine sia stata valorizzata, sia stata portata avanti ed è oggi questo bell'esito che abbiamo tutti davanti agli occhi. Quindi complimenti agli organizzatori. Allora, io voglio affrontare un tema dedicato all'innovazione istituzionale, riprendendo un po' anche quello che è il titolo del nostro dottorato, ed è un tema che si pone a cavallo tra temi di democrazia rappresentativa, partecipazione civica e transizione digitale. Questo tema ha delle rilevanti implicazioni dal punto di vista del diritto costituzionale ed è il tema del cosiddetto crowdsourcing policy making. Strutturerò l'intervento come segue. Anzitutto una definizione veloce di quello che è il crowdsourcing, successivamente cercherò di delineare gli aspetti positivi del suo utilizzo eventuale nell'ordinamento parlamentare italiano, successivamente proverò a delineare alcune criticità e infine proporrò un inquadramento teorico che sia compatibile con il quadro costituzionale di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare italiana di questo specifico istituto. Allora, partiamo dalla nozione di crowdsourcing. Questa nozione designa sostanzialmente l'idea di coinvolgere un gruppo, un numero elevato di soggetti, crowd, nella definizione di concetti, di opinioni, di valutazioni, di pensieri, di orientamenti. Questo modello in particolare si fonda sulla teoria sociologica della cosiddetta wisdom of the crowd, cioè la saggezza della moltitudine, ed è sostanzialmente l'idea secondo cui aggregando visioni diverse ed eterogenee, si finisce per realizzare quella che viene definita una intelligenza collettiva, collective intelligence, che permette di giungere a degli esiti epistemici, conoscitivi, che sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli anche propri dell'individuo più esperto su un determinato tema. Ora, se noi applichiamo il crowdsourcing allo specifico tema dell'intervento parlamentare, del diritto parlamentare, abbiamo quello che viene definita la crowdsourcing legislation. Che cosa si intende? Si intende sostanzialmente l'apertura del procedimento legislativo, dell'iter legis, alla partecipazione civica, soprattutto per il tramite di strumenti digitali. Questa apertura può andare in 2 sensi, 2 direttrici principali. La prima è quella dell'iniziativa legislativa. Penso in questo senso alla iniziativa di revisione costituzionale islandese,
che si è avviata nel 2009 e che sostanzialmente si è basata sull'idea di utilizzare piattaforme digitali e informatiche per permettere alla cittadinanza di presentare iniziative, proposte di legge, e successivamente, una volta pubblicate, queste proposte vengono aperte alla contribuzione della cittadinanza, che può intervenire con commenti, osservazioni, eccetera. Quindi, primo versante, l'iniziativa legislativa. Secondo versante, seconda direttrice, l'istruttoria nel procedimento legislativo. Qui penso a 2 strumenti digitali, penso a Congresso Virtual, che è uno strumento che è stato utilizzato in Cile, penso a Wikilegis, che è un altro strumento che viene utilizzato dalla Camera dei rappresentanti brasiliana. Qui l'idea qual è? L'idea è utilizzare il crowdsourcing come una forma di editor collettivo di testi normativi, sostanzialmente sottoponendo alla cittadinanza quelli che sono i progetti di legge già oggetto di esame parlamentare, aprendoli a osservazioni, commenti, votazioni, in generale alle valutazioni della cittadinanza. Ora, questo è l'utilizzo classico di piattaforme digitali. Se all'utilizzo di piattaforme digitali si inserisce anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolare di quelle forme di intelligenza artificiale più avanzate ed usate di machine learning, e ancora più in particolare quelle forme che si basano su tecniche di analisi del linguaggio naturale, si può procedere a prendere tutti questi contributi e a sistematizzarli, sintetizzarli in maniera razionalizzata attraverso l'intervento algoritmico. Quali sono allora, se questo è il crowdsourcing legislativo, quali sono i benefici potenziali di questo istituto? Anzitutto benefici dal punto di vista quantitativo della rappresentanza, perché è un istituto che finisce per moltiplicare le occasioni di coinvolgimento della cittadinanza nel procedimento legislativo. Ma anche dall'altra parte un intervento dal punto di vista qualitativo della rappresentanza, perché se abbiamo detto che gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono di prendere questi contributi che sono sconnessi, disaggregati, eterogenei tra loro e metterli a sistema, sintetizzandoli, allora possiamo offrire alla rappresentanza parlamentare una migliore conoscenza di quello che è il sentire della popolazione su un determinato tema. Quindi in generale l'idea del crowdsourcing è quella di ricomporre in qualche modo e di sovrapporre nuovamente la nozione di rappresentanza da un lato e di rappresentatività dall'altro, che nel corso del tempo sono andate scollandosi. In generale l'idea è quella di produrre un surplus di legittimazione democratica per il procedimento legislativo e quindi provare a riequilibrare la forma di governo parlamentare, in particolare quella italiana, che ormai è noto, è andata spostandosi sempre più verso l'esecutivo, l'organo esecutivo e il governo. Questo l'ha scritto anche recentemente il professor Girotto in un articolo dedicato al Parlamento e Unione Europea, dove si mostra come questo spostamento verso l'organo esecutivo sia anche il frutto di dinamiche di integrazione europea. Questi allora gli effetti positivi, però ci sono delle connesse inevitabili criticità. La prima, il digital divide, cioè quel divario digitale per cui c'è una divisione netta tra coloro che hanno le competenze informatiche e hanno l'accesso alle piattaforme digitali per le attività di crowdsourcing e coloro che ne sono invece privi. Questo è un divario digitale che rischia di minare in radice la rappresentatività di ogni attività di crowdsourcing, perché finisce per escludere determinate categorie di soggetti, penso alle persone anziane, le persone in situazioni economicamente svantaggiate, le persone che vivono in zone geograficamente svantaggiate, che vengono escluse proprio in ragione della loro appartenenza a una categoria svantaggiata. Seconda criticità, le cosiddette censure algoritmiche. L'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale a queste attività di crowdsourcing, che finiscono per sistematizzare i vari interventi, rischiano di escludere alcuni contributi favorendone degli altri. Cioè questi algoritmi di intelligenza artificiale, sulla base di criteri che sono sicuramente discrezionali, sicuramente non politicamente neutrali, finiscono per favorire un contributo piuttosto che un altro, aggregandone due assieme, escludendone altri e soprattutto lo fanno attraverso criteri che non sono trasparenti. Qui c'è il noto problema della black box. Terza e ultima criticità, la potenziale manipolabilità delle attività di crowdsourcing. Queste attività possono essere manipolate come? In vari modi, attraverso l'utilizzo di bot e troll che generano contenuti artificiali online o ancora peggio attraverso specifici cyberattacchi. Sono problemi concreti, l'abbiamo visto recentemente con le elezioni in Romania che sono state addirittura annullate, quindi è un problema da tenere in considerazione. Sono criticità che esistono ma che credo siano sicuramente superabili se si adottano determinati presidi di carattere anzitutto tecnico.
Contro il digital divide, anzitutto bisogna promuovere da una parte l'alfabetizzazione digitale e dall'altra l'accesso universale alla rete internet. Politiche sicuramente sociali, di intervento pubblico difficili, ma pur sempre possibili. Quanto alle censure algoritmiche, la letteratura tecnica e specialistica ci ha insegnato che in realtà è possibile progettare e introdurre sistemi di audit algoritmico che si basano su tecniche di intelligenza artificiale spiegabile, la cosiddetta explainable AI, che finisce per rendere trasparente l'iter algoritmico che porta a privilegiare un contributo e ad escluderne un altro. Questa trasparenza dovrebbe poi permettere al cittadino utente, eventualmente escluso, un'eventuale contestazione della decisione algoritmica. Infine, per quanto riguarda la potenziale manipolabilità dei contenuti, posso sicuramente pensare all'introduzione di forme di identità digitale certificata, penso allo SPID, che ha promosso moltissimo l'inclusione digitale, anche se quando ne parlo con mia nonna sembra sempre uno strumento insondabile e difficile da comprendere, però è una soluzione. Un'altra soluzione sono le cosiddette tecnologie blockchain, cioè quelle tecnologie che attraverso la registrazione che è crittograficamente protetta dei dati su un registro distribuito riesce a garantire in qualche modo l'integrità e la non modificabilità dei risultati di quella determinata attività, nel nostro caso del crowdsourcing. Quindi 3 presidi tecnici che si possono utilizzare, ma che da soli non sono sufficienti. Non sono sufficienti perché credo si debba in ogni caso adottare quello che viene definito un approccio human in the loop, quindi un'attività di presidio umano che sia in grado di prevenire ex ante quelle censure e discriminazioni algoritmiche che i presidi tecnici non sono in grado di eliminare da soli. In questo senso penso che si potrebbe valorizzare quella che è stata un'idea che in dottrina ha avanzato Andrea Cardone, che è un costituzionalista fiorentino, e ha detto che sarebbe necessario incardinare nell'amministrazione, nella burocrazia parlamentare, degli specifici uffici, penso in particolare già agli uffici al servizio informatica delle Camere, che siano deputati al controllo di qualunque attività volta alla transizione digitale del Parlamento in generale, ma più in particolare nell'eventuale introduzione di un'attività di crowdsourcing. Queste sono le criticità e le possibili soluzioni alle stesse criticità. Da ultimo possiamo porci però il tema se l'attività di crowdsourcing, se un istituto del genere sia compatibile con la democrazia rappresentativa, con la forma di governo parlamentare che abbiamo accolto nella nostra Carta Repubblicana. La risposta secondo me è sì. Naturalmente l'introduzione di un simile istituto richiederebbe specifiche modifiche regolamentari. Nicola Lupo in dottrina ha parlato di una reingegnerizzazione del processo di decisione parlamentare, quindi non specifiche modifiche regolamentari, ma adattare i regolamenti di Camera e Senato alla transizione digitale tout court, ma ovviamente la modifica dei regolamenti parlamentari potrebbe essere compatibile con il nostro assetto costituzionale solo se andasse in una direzione, quella di considerare il crowdsourcing come un'attività meramente ausiliaria e non in alcun modo sostitutiva dell'attività politica dei rappresentanti eletti. Cioè, in altri termini, i risultati dell'attività di crowdsourcing non potrebbero essere in alcun caso considerati vincolanti per i rappresentanti eletti, che dovrebbero sempre conservare la loro discrezionalità politica nello scegliere se adeguarsi o meno ai risultati di questa attività, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità politica, diffusa ci direbbe Rescigno, nei confronti del corpo elettorale qualora non si adeguassero a questi risultati, specie se siano quelli di maggioranza. In definitiva possiamo dire che quando si parla di crowdsourcing legislation, si parla della sua eventuale introduzione in Italia, bisogna tenere a mente quello che è un nodo centrale, che è la insostituibile centralità della democrazia rappresentativa nel nostro sistema costituzionale. Cioè il crowdsourcing, che possiamo intenderlo appunto come una forma 2.0 di intelligenza collettiva, può rafforzare l'attività decisionale delle Camere, può dare maggiore legittimazione democratica, come? Con questi innesti partecipativi, che mimano forme di democrazia deliberativa, di democrazia partecipativa, ma non possono in alcun caso giungere a sostituire l'attività decisionale delle Camere. Perché? Perché la legge alla fine non è una mera aggregazione di diversi contributi eterogenei in forma automatizzata, ma è il frutto di una specifica attività di negoziazione, di ponderazione, di bilanciamento tra diverse Weltanschauung, visioni del mondo, e questa attività di mediazione, ce lo dice Kelsen, è il cuore specifico del parlamentarismo, è un'attività prettamente umana e non è delegabile ad algoritmi.
Quindi in generale credo che il Parlamento italiano possa e debba aprirsi all'intelligenza collettiva, a patto però di non rinunciare mai alla propria di intelligenza. Grazie. Grazie dottor Consutti, che tra l'altro chiude con una citazione di Kelsen, di fronte alla quale non possiamo che inchinarci tutti quanti. Mi pare, senza pretesa di originalità, che in queste riflessioni riecheggi un ragionamento simile a quello che nell'ambito del diritto amministrativo caratterizza il cosiddetto débat public, cioè il coinvolgimento della collettività nelle scelte di allocazione di determinate opere pubbliche. E questo intervento mette in luce le possibili virtù di una strumentazione di questo tipo ai fini, credo, anche dell'incremento, o meglio del reincremento della partecipazione alla politica, che oggi è assolutamente declinante. E forse, quando rifletteva sul digital divide e si ragiona di possibili riforme costituzionali, si potrebbe anche valutare di ripescare i lavori che aveva svolto quel gruppo coordinato dal professor Rodotà sull'ipotesi di introduzione di Internet in Costituzione. Bisogna studiare naturalmente in che forme, ma in tempi nei quali, con tutto il rispetto, hanno fatto ingresso in Costituzione gli animali e lo sport, forse una riflessione su una copertura costituzionale dell'accesso generale a queste forme nuove tecnologiche potrebbe essere affrontata. Ecco. Bene, io credo che questo pomeriggio sia stato molto fruttuoso e produttivo. La formula mi sembra ben azzeccata, quella degli interventi dei dottorandi contenuti nei tempi. Spero l'abbiate gradita, anche poi gli interventi finali di chi ha già completato questo percorso. E quindi adesso, come è stato ricordato prima, si può passare all'altro elemento caratterizzante della giornata, che è il rinfresco. Era stato calendarizzato per le ore 18, siamo un po' in anticipo, ma penso che sia possibile. Quindi grazie a tutti intanto per l'attenzione, un saluto e a domani e a dopodomani per chi potrà esserci. Grazie.